Allora, le immagini sono molto belle, la musica non piaceva più di tanto, però l'importante è capire quanto bella è la natura. Magari dopo anche una settimana di duro studio, di impegno, magari scolastico, universitario, andare in montagna, trovare queste bellissime montagne che abbiamo la fortuna di avere a 2 passi da casa, anche là vuol dire staccare la spina. Ne parleremo questa mattina con Matteo Greggio, studente e rappresentante Unione degli Universitari di Padova. Grazie Buongiorno, Matteo, grazie per l'invito. Veramente grazie. E abbiamo anche collegato da Padova il professor Umberto Cillo, direttore chirurgia epatobiliare, centro trapianti di fegato e scienze chirurgiche gastroenterologiche dell'Università di Padova. Grazie professor Cillo di essere qui, per me è un onore averla ospite, professor Cillo. Professore, ma cosa vuole dire a questi giovani che stanno sgomitando per riuscire ad essere ascoltati, a parlare, ma sono molto bravi, si impegnano, e la ringrazio professor Cillo per il lavoro importante che lei sta facendo a tutta la sua squadra. Prego professor Cillo. No, intanto grazie dell'invito, è un piacere essere qui, grazie davvero. Ai ragazzi cosa dico? Dico seguite la vostra passione, perché è vero che sembra all'inizio di essere inascoltati, ma poi se la passione, la forza di volontà sono davvero rilevanti, poi alla fine la gente si rende conto, ascolta e si trova il proprio spazio nella società. Quindi seguire la passione, seguire i principi, le cose che si vogliono portare avanti. Professor Cillo, quando è venuta a lei la passione di fare questo lavoro? Perché per tutti voi non è stata facile, per nessuno questa strada, ci vuole veramente impegno, passione, sacrificio per arrivare, però se hai l'obiettivo ben presente, ci credi, ci riesci o sbaglio professor Cillo? Sì, è vero, poi all'inizio io volevo fare lo psichiatra, poi ho cambiato idea, volevo fare il neurochirurgo, poi le cose non andavano bene in neurochirurgia perché i pazienti in realtà a quel tempo avevano tante complicanze. Ho deciso di fare chirurgia generale, poi ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti e lì un viaggio all'estero fa bene, io credo, perché poi quando torni hai una visione tridimensionale del mondo, e per me è stata veramente come dire, trasformativa. Sono cambiato, sono tornato con un'altra visione e da lì è partita la passione per il trapianto, per la medicina e la chirurgia di alta complessità, ed è stato tutto in discesa. Io passo 13-14 ore al lavoro ed è un vero divertimento, è un piacere, le giornate mi passano veramente in un istante. Guardi, la sta guardando Matteo Greggio proprio con gli occhi spalancati, perché sono esempi molto importanti per loro, sono ragazzi che hanno bisogno di vedere e di sentire questi esempi. Però professor Cillo, la mia domanda è anche questa: è vero che voi fate del meglio, perché veramente più di così fate degli interventi eccezionali, gli unici del mondo, però noi abbiamo questi ragazzi che purtroppo dopo aver studiato e dalle nostre università escono non bravi di più, perché la formazione che viene fatta è eccezionale. È vero che vanno all'estero perché per tanti motivi, ecco, non facciamo polemiche, per tanti motivi. E il problema è che quando arrivano all'estero e sono bravi, questi se li tengono, professor Cillo, se li tengono stretti, perché hanno capito che hanno un'eccellenza, hanno una formazione che non vogliono perderla, e noi facciamo fatica a far rientrare questi ragazzi, perché poi, siccome sanno fare anche i conti molto bene, giustamente, dicono: ma chi me lo fa fare a tornare in Italia? Cosa ne pensi, Matteo Greggio, e cosa vuoi dire anche al professor Cillo dopo quello che hai sentito? Prego. Io penso che se si va all'estero spesso è perché in Italia mancano le condizioni per proseguire un percorso dopo gli studi che ti permetta di avere, al di là di una retribuzione, anche certe volte proprio una soddisfazione di un raggiungimento di un proprio obiettivo. Al professore magari è stato, come diceva, molto utile andare all'estero per cercare di trovare la motivazione giusta. Parlo anche ad esempio alcuni amici che sono andati all'estero perché in Italia non trovavano quello che cercavano. Io sono un po' più forse della scuola di rimanere e combattere per cambiare le cose qua, però non posso neanche biasimare assolutamente chi decide di prendere un'occasione e andare all'estero.
Anche perché il treno passa una volta, è meglio prenderlo che non lasciare a piedi. Però io sono convinta delle parole che hai detto e mi fa molto piacere, Matteo Greggio. Bisogna combattere in casa, è troppo facile. È qua che devi far vedere la tua forza, il tuo obiettivo, devi cercarlo qua nel tuo territorio, magari sgomitando, magari urlando, ma soprattutto anche con gesti delle volte che non sono molto capiti. Io ho avuto i rappresentanti di ultima generazione che hanno spiegato molto bene cosa sono quei gesti che poi non fanno male a nessuno. Guardiamo quel gesto e lo condanniamo perché la fontana è rosa e non vediamo il torrente inquinato dall'azienda che butta dentro di tutto e di più e là ce ne freghiamo magari. Abbiamo visto l'altro giorno i canali a Padova riversati di una schiumetta. Non erano azioni dei cosiddetti ecoterroristi, ma era una fabbrica che a causa di alcuni problemi ha riversato nei canali di Padova litri e litri di prodotti inquinanti. Lo diciamo perché a casa dovete capire bene, dovete anche svegliarvi e capire perché ci sono certe azioni. Professor Cillo, quello che però rammarica è che anche quest'anno, a detta del Presidente dell'Ordine dei Medici, se ne andranno a fine 2024, perderemo 20.000 professori e dottori, soprattutto dottori, non avremo più questi numeri. Allora, lei ha detto io lavoro 13-14 ore, lavoro questo per passione, è un divertimento, ce la sta mettendo tutta. Il problema è il dopo, professor Cillo, quando questo paziente viene dimesso. Io delle volte, professore, siccome io giro molto, ho il coraggio di dire quello che vedo, io vedo anche queste nuove costruzioni, queste nuove cittadelle delle salute, e devo dire la verità, mi sembrano delle autostrade di cemento. Delle autostrade di cemento dove io ho detto l'altro giorno, scusate se capita, addormentatemi a casa e riportatemi sveglia quando mi risveglio a casa perché non voglio vedere. Non è che invece di puntare sui servizi alla persona, visto il lavoro che fate per salvare queste vite, hanno puntato più in un'altra direzione? Ecco, mi sembra che visto quello che fate voi, quanto ci mettete per salvare queste vite, che poi devono essere accompagnate, perché se io non ho il supporto anche di quello che deve avere la famiglia per questi aiuti che devo avere a casa, crolla la famiglia psicologicamente perché non ce la fa. Non è facile gestire una persona che ha subito un grande intervento e viene dimessa. Cosa ne pensa, professor? Proprio da uomo glielo chiedo, adesso lasciamo parte il professor, da uomo. Però mi faccia tornare un secondo al tema di prima perché è importantissimo. I ragazzi vanno fuori, io sono stato fuori 3 anni, avevo avuto un contratto negli Stati Uniti e ho deciso di tornare in Italia. Come diceva il giovane, bisogna avere il coraggio di dire le cose che devo fare le faccio nel mio paese per portare avanti il mio paese, la mia realtà. E quello che non mi piace è quando si parla del rientro dei cervelli. I cervelli sono in Italia e sono quelli che sono rimasti e sono di altissima qualità. Se si lascia che i ragazzi vadano fuori, che rientrino dopo aver fatto magari carriere milionarie e a 50-60 anni, poco prima della pensione, ritornino in Italia, questa è una politica sbagliata, perché ovviamente incentiva l'uscita invece di mantenere. I cervelli vanno tenuti in Italia, non vanno fatti ritornare. E questo è un tema di politica nazionale a cui tengo molto e purtroppo va di moda, no? Far rientrare i cervelli. I cervelli li abbiamo qui e li dobbiamo valorizzare. Relativamente a quello che diceva, ha toccato un tema di grandissima importanza, cioè noi nel nostro sistema sanitario abbiamo bisogno delle grandissime strutture ad altissima tecnologia. Parlo per esempio del nuovo ospedale di Padova, avete visto le notizie di stamattina, è stato approvato il progetto di fattibilità del nuovo ospedale, che sarà il più grande ospedale, uno dei più grandi ospedali d'Europa e tra i più tecnologici e anche più funzionali, perché questa volta il progetto è stato fatto dai progettisti ma anche da noi professionisti dell'università e dell'azienda di Padova, per cui veramente chi ne capisce ha messo gli elementi per la costruzione. Queste grandi strutture ad altissima tecnologia ci vogliono, però come diceva lei è importante che si sviluppi anche il territorio. Adesso c'è un'assistenza domiciliare integrata che è molto buona se lei la confronta con quelle delle altre regioni, però mancano secondo me strutture intermedie. Quando il paziente ha terminato la fase acuta e ha bisogno per esempio di riabilitazione, di un accompagnamento alla vita normale, ecco lì c'è un buco anche strutturale, ma in tutta Italia e non soltanto da noi, anzi forse da noi è meno rilevante, e lì si dovrà investire, ma come al solito è sempre un problema di risorse.
Se si disinveste sulla sanità è ovvio che non ci saranno denari per realizzare queste strutture intermedie e quindi accompagnare i pazienti verso la domiciliazione. Sentiamo Matteo. Matteo, come commenti? Ecco, queste nuove strutture, abbiamo messo del nostro perché noi sappiamo come farlo, anche se non siamo ingegneri facciamo un'altra cosa, ma vogliamo farvi capire di cosa abbiamo bisogno quando entriamo negli ospedali, nelle sale operatorie, nei reparti. Non facciamo come all'Angelo che i lettini non entravano negli ascensori o nei camerini, cioè, no, perché c'è bisogno anche dirlo però, professore, perché sennò qua che non facciamo... I professionisti non sono stati coinvolti nella progettazione e per forza poi si fanno errori macroscopici. Gli ascensori non sono sufficientemente larghi per far entrare, cioè vuol dire che nessuno ci ha messo veramente la testa. No, meno male, no, perché lo diciamo sperando che non succedano più queste cose. Prego Matteo. No, è sicuramente una cosa positiva che la città di Padova potrà avere uno degli ospedali più all'avanguardia d'Europa e d'Italia e dell'Europa in generale. E penso che non raccoglierà solo pazienti da Padova ma da tutto il Veneto. E non solo. E non solo. La cosa che mi preoccupa è che abbiamo da una parte, ok, magari questo progetto lungimirante, da un'altra parte regioni che continuano invece a deinvestire sulla sanità pubblica andando a favore della sanità privata e investendo molto su cliniche private che rendono ovviamente le cure meno accessibili alla maggior parte della popolazione. E questo va nella direzione opposta a quello che ci immaginiamo come un futuro sostenibile per tutti e tutte. Perché voi siete molto orientati sul pubblico, investire nel pubblico, perché il grande intervento poi alla fine puoi curarti nel privato, ma il grande intervento viene fatto sempre nel pubblico. È là che ce la giochiamo tutto. E il professor Cillo non può lavorare 24 ore perché qualcuno si è dimenticato, che qualcuno è andato in pensione, non ha guardato l'anagrafe, che si sapeva benissimo, bastava guardare. E lo dobbiamo ringraziare finché ce la fa il dottor Cillo a tenere e resistere 14 ore, ma dopo vorremmo avere anche un dopo che ci permetta, perché sa professor Cillo, io lo dico sempre, lo dico pubblicamente, anche l'ho detto al direttore generale dottor Benazzi di Treviso, a me non me ne può fregare di meno di avere il letto d'oro. Io voglio un bravo medico, voglio degli infermieri che mi curino, è quello che a me interessa. La grande struttura può andare anche bene, la bellezza, ma non me ne frega, io voglio veramente le persone preparate, io voglio uscire sano, uscire con la massima professionalità. Cosa pensa professor Cillo? Io penso che lei abbia bisogno, a parte questo che è indispensabile, anche di persone che abbiano un rapporto umano e che curino le altre persone, perché quello che manca a volte è anche la relazione interpersonale quando si tratta di cura, e questa è una delle cose più importanti. Guardi, c'è stato uno studio che ha dimostrato che quando il medico è empatico c'è una sopravvivenza maggiore nei suoi pazienti, addirittura cioè c'è un effetto concreto sulla sopravvivenza. Quindi ci vogliono persone preparate e motivate e che si sentano bene nella propria funzione, ma il nostro sistema non gratifica il merito. Cioè non c'è nulla in Italia che porti a una differenziazione di gratificazione, ma non dico finanziaria, anche soltanto di ruolo, che permetta di riconoscere il merito. C'è la tendenza a un appiattimento e purtroppo questo è molto negativo per i sistemi. Allora, io ho avuto 15 giorni fa il professor Gerosa, siccome si parla molto di intelligenza artificiale, di cuore artificiale, e lo dico tutte le mattine sperando che qualcuno riesca a capire, e alla mia domanda il professor Gerosa, sì professore, grande tecnologia, intelligenza artificiale, ma poi alla fine c'è sempre l'uomo, se non c'è l'uomo cosa faccio? E lui mi ha risposto, ma lei ha letto la mia relazione? No, ho detto professor Gerosa, no, perché io ho scritto questo, quello che sta dicendo lei. Io ho scritto proprio questo. Attenzione, perché poi noi dobbiamo confrontarci con la persona che è l'uomo. Prego professor Cillo, poi sentiamo Matteo. Ma no, questo è un tema fondamentale. Guardi, noi siamo molto gratificati perché il nostro reparto di chirurgia è perché ci occupiamo di trapianti, di patologie molto complicate, però è riconosciuto per avere questo approccio di umanità. Le infermiere sono straordinarie, hanno avuto diversi premi di umanità nella loro relazione con i pazienti, perché quello che si deve creare è un ambiente familiare. Già c'è la malattia che fa paura, già c'è la chirurgia fa paura, la tecnologia fa paura alla persona che non sta bene. Se non si riesce a creare un ambiente familiare, un ambiente di fiducia, si è persa la partita fondamentalmente e i pazienti diventano dei numeri, i pazienti diventano degli oggetti su cui si fanno procedure
e tra l'altro si perde anche la gratificazione. Quello che a me piace è fare una chiacchierata, è riuscire ad avere un secondo, magari anche in ambulatorio, ma basta anche un secondo per scambiare un po' di vita privata e entrare un po' nelle famiglie che vengono a chiedere aiuto, eccetera, perché questo è un po' la parte bella del nostro mestiere, altrimenti faremmo i veterinari, faremmo i tecnici informatici. Invece se abbiamo fatto i medici è perché ci piace la relazione con le persone. Matteo, prego. Sì, io volevo partire un attimo da un'altra cosa, ricollegandomi a quello che è stato detto prima. Non è solo una questione di merito, penso, che causa appunto i problemi di cui si parlava, ma anche una questione proprio più sistemica. Penso che se un ragazzo all'università, amici sempre, colleghi che studiano medicina o infermieristica, 1 o 2 tirocini di giorno e di notte non retribuiti, io penso che bisogna fare anche un grosso investimento anche su questo. Al di là, soprattutto molto importante sarebbe iniziare a riconoscere i tirocini, che sono letteralmente forza lavoro che non viene pagata, e quindi già questo io mi chiedo poi, uno che inizia così, non dico sia comprensibile o corretto, però può anche dare delle spiegazioni su come mai poi certe volte non si vanno a creare dei rapporti umani tra paziente e infermiera, assistente o chi per esso. I turni spesso, come diceva anche il professore, sono impegnativi, per non dire massacranti. Per non dire anzi, assolutamente massacranti, e penso anche che una riduzione dell'orario di lavoro sarebbe già un bel passo avanti per stabilire rapporti migliori. Tornando invece sul tema dell'intelligenza artificiale, è sicuramente uno strumento che noi abbiamo e che dobbiamo riuscire a sfruttare senza demonizzarlo, perché non possiamo guardare solo al passato, dobbiamo anche avere il coraggio di guardare il futuro, e penso ad esempio anche, ne parliamo spesso nei vari consigli di corso, consigli di dipartimento dell'università, con i professori che hanno un po' la paura di tutte queste tesi magari scritte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Siamo in un periodo di transizione in cui la tecnologia si sta scoprendo, e come ogni periodo di transizione è anche un periodo di crisi. L'obiettivo deve essere quello di arrivare a un punto in cui l'intelligenza artificiale sia controllata e sia utile. Penso in molti campi può veramente dare una mano. E soprattutto la cosa più importante, come si diceva prima, non è che va a sostituire il ragionamento umano, ma deve essere uno strumento che aiuta. Che è molto importante, perché uno compensa l'altro, però nella giusta misura. Esatto. Nella giusta misura. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti intanto. Bravo a Matteo per quello che fa, bravo, credi su quello che ti fa Matteo, perché si fiori di qua è lo Stato da dare tutte le opportunità di fare quello che bisogna fare, e in più sostenerli anche economicamente, perché se dare i fiori, questi qua porterà del bene a tutta Italia, perché con le sue idee di studiare, di fare quello che fa, e la passione che ha, questi fiori quando mi cerca, e che tanti come io. Bravo Matteo, avanti per la strada. E al professore da dire, caro professore, va bene, speravo del tipo di poter essere mio figlio. Vabbè, caro professore, mi sono stato a Padova ancora 30 anni fa. Mia moglie aveva un'ernia cervicale. Il dottore qua diceva che resterà in carrozzera. Quella microchirurgia. E allora guardia che viene a casa e aveva il suo, come si dice, è stata abbastanza ferma, però mi aveva in Dio nuova. Voglio dire, Padova è un'eccellenza. Non in Europa, nel mondo, perché i cervelli che abbiamo in Italia, specialmente in medicina, quando parlate del professor Gaiucci, cosa che ha fatto, che il professor Gaiucci doveva fare una statua a Prade e a Rai, che manca uno, doveva metterlo lui, per quello che ha fatto per tutti, e vita che ha salvato. Questi sono i problemi da mettere in evidenza. E dopo, come si dice, la sanità non riguarda voi altri medici, voi altri non sei a posto, ancora di più, aiutate la gente che sta vicino. È la politica che non mi dà i soldi e le condizioni di far meglio di quello che passa. Se veramente bravi, se può da cavarsi a capello, non è una icada
va bene, sono stancanino stai. Egoista. Veloce Rinaldo. Insomma, cari ragazzi, andate avanti per la vostra strada, perché per le persone giuste per gli italiani. Grazie caro Rinaldo per le parole, andiamo a vedere anche questo anniversario trapianti fegato a Padova, poi lo commentiamo col professor Umberto Cillo. 30 anni di trapianti a Padova, 2500 interventi dal 1990. 30 giorni il paziente più giovane, 70 anni il più anziano. Non c'è età neanche per i donatori, abbiamo fatto il primo caso del mondo di un donatore di 92 anni a cuore fermo con 20 minuti di tecnica non touch, quindi un record assoluto, e il trapianto è andato benissimo, il paziente è andato a casa. Quindi i donatori non hanno limiti d'età, non c'è un limite, come dire, anagrafico di età neanche per i riceventi. Tanti i primati padovani, primo trapianto italiano di fegato da vivente nel 1997, primo trapianto italiano di fegato ausiliario nel 2007, primo autotrapianto italiano di fegato nel 2011, primo trapianto italiano con tecnica rapid nel 2019, primo trapianto italiano di 2 fegati da vivente in un unico ricevente nel 2023. Tecniche che sono cambiate negli anni, come lo sono le patologie per cui i pazienti si sottopongono all'intervento. Lo scenario è molto cambiato, non abbiamo più molti pazienti con epatite virali che vanno alla cirrosi e poi al trapianto, abbiamo molti più tumori, come dicevamo, epatocarcinoma, colangio e metastasi da tumore del colon, e abbiamo sempre più pazienti con sindrome metabolica, cioè con fegato che ha una degenerazione grassa e che va incontro a cirrosi e poi a tumore. E questa è la grande malattia del nostro secolo, e quindi un'alimentazione eccessiva su una base genetica sta diventando l'indicazione al trapianto più frequente. 30 anni che saranno festeggiati con un concerto al Gran Teatro Geox il prossimo 3 aprile. Un grande lavoro di squadra che ha la Regione tra i protagonisti assoluti, l'azienda ospedaliera universitaria, i suoi professionisti, tutta la tecnologia che c'è in azienda, ma soprattutto c'è il pensiero, va sicuramente visto e portato a tutte quelle persone che sono sensibili alla cultura della donazione e che ci permettono appunto questa attività trapiantologica. Allora, intanto complimenti professor Cillo, però la mia perplessità è anche questa. Io da tanti mesi, penso siano ormai 2 o 3 anni, che punto molto sull'obesità infantile, perché ho dei pediatri che mi dicono parlane Mirella, parlane, perché è una cosa che sta preoccupandoci molto. Ecco, questa facilità con la quale noi prendiamo anche certi messaggi, che non li ascoltiamo bene. Ecco, invece è determinante, l'ha detto lei nell'intervista che ha fatto, l'importanza di un'alimentazione sana, di un movimento per questi bambini che non hanno nessuna colpa, non sono loro che sono avidi di tutto e di più, c'è qualcuno che li porta a questo. Ecco, cosa vorrebbe dire a questi genitori? Perché veramente io vedo molta preoccupazione, però vedo anche un silenzio assordante da chi dovrebbe informare di più, anche all'interno della scuola. Prego, professor Cillo. Ma allora, dal punto di vista medico, l'abbiamo detto, no? Il fegato è un organo straordinario, fondamentale come il cervello, però è anche così potente che non dà segni di sé quando è in difficoltà. Non è un organo che fa male, continua a lavorare, cerca di farcela anche quando appunto è colmato di grasso, con un eccesso di grasso e ha una componente genetica, fino a che poi però intorno ai 50-60 anni i problemi vengono fuori. Lei ha toccato un punto fondamentale, l'obesità infantile è un problema, così come è un problema il tema alcol e giovani, perché ormai lo spritz serale, magari a digiuno, ripetuto eccetera, è lo standard per i ragazzi. Purtroppo tutto questo si paga, non si paga subito, perché come ho detto il fegato ha grande resilienza, ma poi a distanza 50-60 anni questi sono prezzi, ed ecco perché partendo da una base epidemiologica così importante adesso pagheremo il prezzo fra 20-30 anni, quando ci sarà una ondata epidemiologica di fegati grassi e quindi cirrotici, di fegati alcolici, anche in persone che non hanno mai perso il controllo, sono dei bevitori sociali, però che poi pagheranno alla fine l'eccesso di alcol. Cosa si può dire a queste persone e ai genitori? Che purtroppo spesso l'alimentazione compensa dei deficit affettivi. Noi abbiamo bisogno di stare assieme, di coccolare i piccoli, di
di dare loro contenuti affettivi, contenuti di immaginazione e proiezione per il futuro, e non di imboccarli perché così sembrano più in benessere. Ed è proprio un problema culturale. A volte si associa appunto il bel peso o la buona alimentazione a una buona salute, ed è l'esatto contrario. È ben noto, insomma, che il sovrappeso si associa a una vita più corta e una serie di anche di complicanze che compromettono la qualità di vita. Insomma, bisogna fare una cultura dell'affetto prima della cultura dell'alimentazione. Questo vale anche per l'alcol. La ringrazio di queste parole molto importanti, professor Cilo. Spero che a casa ascoltate queste parole fondamentali. Sono bambini, smettetela con sto ciccio bello. Ecco, noi abbiamo bisogno di avere un bambino sano. Io ricordo quel sindaco che ha cambiato la mensa, ha cercato di dare una mensa molto salutista, ed è stata veramente massacrata nel vero senso della parola, perché secondo molti genitori i bambini non mangiavano male, cose che non le piacevano, mentre aveva cercato di fare una dieta colorata, una mensa diversa, una mensa sana. Ma noi ne veniamo fuori quando tu fai qualcosa di buono, ecco, c'è sempre qualcuno che lo vede nella maniera sbagliata, oltretutto persone incompetenti, perché capisco che questo fosse detto da un pediatra, che poi partecipano a questi alimenti che vengono dati, che sono loro che danno l'indirizzo. Però mio figlio mangia male, non lo porto più in mensa, lo porto a casa e così lo riempio di tutto e di più. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Ciao, e buongiorno anche al professore e allo studente. Mi metto nei panni, cioè cerco di mettermi nei panni di un trapiantato. E cerco per sapere veramente quello che passa nel suo animo, e bisogna viverla la cosa, il trapianto. E io trovo che sarebbe indispensabile dopo il trapianto, anche se perfettamente riuscito, ci fosse un aiuto psicologico a questa persona, perché solo il pensiero di avere nel proprio corpo un cuore, un fegato, un rene, cioè un altro organo vitale per una persona, ha bisogno di un supporto psicologico, e questo sarebbe un servizio indispensabile anche per il buon funzionamento del trapianto, eccetera. E niente. Questa è la realtà, insomma. Non so se questo servizio sia previsto dal Servizio Sanitario Nazionale, ma se non lo è, sarebbe indispensabile che questo servizio fosse a disposizione del trapiantato. Grazie e arrivederci. Grazie caro Livio, bella questa telefonata, grazie Livio, è molto importante. Infatti ti riallaccio a quello che ho detto all'inizio: all'interno dell'ospedale ho tutto, anche quello che dice Livio, poi quando esco da casa è là il problema, se non ho il supporto. Allora Matteo, intanto sentiamo Matteo che volevi anche agganciarti a una telefonata precedente, prego. Sì, allora da queste due chiamate, del signor Rinaldo e del signor Livio, ho colto due spunti molto interessanti che stanno a cuore anche alle tematiche nostre studentesche. Prima il signor Rinaldo parlava della mancanza di finanziamenti, diceva demoghe anche ai SCAI a sti giovani, nel senso. La Regione Veneto è una regione che non investe sul diritto allo studio e che vediamo come ogni anno, negli ultimi 3 anni soprattutto, abbiamo un numero di idonei non beneficiari tra i più alti in Italia. Cosa sono gli idonei non beneficiari? Sono quegli studenti e studentesse che avrebbero diritto alla borsa di studio, ma non la ricevono per una mancanza di finanziamenti proprio. Infatti ho avuto un ragazzo, uno studente, che appunto aveva vinto la borsa di studio, ma non aveva la borsa di studio, i soldi non erano arrivati. Tra l'altro qua non è neanche questione di vincerla la borsa di studio, diventa un diritto. Diventa proprio un diritto, perché, ok, devi avere dei requisiti di merito, aver dato un tot di esami, diciamo, per farla semplice, per mantenerla. Però la borsa di studio viene erogata in primis perché hai un ISEE abbastanza basso, si parla intorno, adesso a Padova siamo riusciti ad alzare fino a 30.000 come no tax area, come di soglia ISEE. Vieni a spiegarlo, bravo, vai. Quindi sì, no, è proprio un diritto che viene negato. Però devo metterci anche il merito per avere questo diritto. C'è anche un merito, c'è anche assolutamente una quota di merito, sempre ricollegandomi merito e tassazione universitaria, un paradosso, un po' che almeno io ritengo un paradosso.
Gli studenti che non pagano le tasse per appunto un ISEE basso, se non hanno questo merito, diciamo questo tot di crediti all'anno, gli viene aggiunta la tassa, gli viene fatta pagare la tassa a quelli che hanno le agevolazioni fiscali. A quelli che non hanno le agevolazioni fiscali perché hanno un ISEE alto, se non hanno i requisiti di merito, non è che gli viene fatta pagare una tassa in più anche loro, no, loro invece no. E quindi questo lo trovo un po' un controsenso, perché il merito a questo punto o colpisce tutti o non colpisce nessuno. Come sempre la bilancia, sai come funziona in Italia, no? Sì. Per varie funziona sempre in maniera che non è uguale per tutti, purtroppo. Pesa da una parte in una maniera, dall'altra pesa da un'altra parte. Io lo dico perché ieri, ad esempio, ho avuto i ragazzi dei campioni paralimpici. Io è da anni che sto cercando di far capire l'importanza di Olimpiadi, non di Paralimpiadi. Poi facciamo 2 percorsi anche diversi assieme, però deve essere sport e Olimpiadi. E invece siamo nel 2024 e parliamo ancora di Paralimpiadi, di medaglie pagate in maniera diversa. Ne hanno portato a casa 19 questi ragazzi che hanno portato alto il nome dell'Italia e si vedono ancora discriminati, perché questa è discriminazione. Parliamo di pista da bob e abbiamo gli alberghi a Cortina che non sono ancora attrezzati per le fragilità. Capite bene, perché io le dico queste cose, sono molto chiara, perché per me queste sono rocce, sono dei ragazzi che sono delle rocce, che persone che quando escono da casa devono combattere 1000 battaglie per vincere la guerra, riescono a vincerla e nonostante questo li penalizziamo. Abbiamo Paolo da Montagnana, poi andiamo dal professor Cillo e sentiamo cosa ne pensa di quello che ha detto Matteo Greggio. Mi piace questa mattina, professore, la ringrazio di essere qui, che si confronta con questi ragazzi che hanno anche delle idee chiare, vorrebbero delle risposte anche chiare, vero Matteo? Certo. Dalla politica che però non arrivano, sfortunatamente molto poco. Vai Paolo! Mirella, buongiorno a Buongiorno. te e buongiorno agli ospiti. Allora, Mirella, sai che io sono uomo di piazza, ci troviamo per i giornali la mattina e un po' si parla, no? Durante il caffè, no? E così, parlando proprio qualche settimana fa, si parlava di questo nuovo ospedale di Padova, no? Che sarà, come ha detto il professore, uno dei più grandi ospedali d'Europa, no? Uno dei più tecnologici. Ma la domanda che noi ci poniamo, no? Noi dai capelli bianchi ormai, dai capelli bianchi, ci sarà, quando sarà finita questa mega struttura grandissima, il personale medico, paramedico e tutto quello per poterlo farlo funzionare nella miglior maniera? Quella domanda noi che ci poniamo. E per quanto riguarda i giovani, i nostri giovani, io ho grande fiducia dei giovani e vorrei fare un appello: non andatene, rimanete qua. I nostri cervelloni devono rimanere qua, che ce ne abbiamo tanti. Ecco, se è possibile avere una risposta, così domani mattina quando vado a prendere il caffè tranquillizzo un attimo i miei colleghi da bar, gli dico se il professore ci può dare una risposta. Guarda, è già pronto il professore, guarda come si è messo, guarda, è già pronto il professor Cillo, prego professore. Sono tanti temi e mi stimolano particolarmente. A Matteo vorrei dire che certo c'è bisogno, come dire, che più borse siano consegnate, che ci sia un'equiparazione, che ci sia più diritto allo studio in tutti i sensi e che ci sia, secondo me, la necessità assoluta di un'equiparazione delle gratificazioni finanziarie a tutti i livelli, in ambito sanitario e nel contesto dello studio, con gli standard europei. Insomma, tanto per dirla molto brevemente, in Germania un infermiere guadagna il doppio di quello che guadagna in Italia. Allora all'ultimo telespettatore dico: ma finché i nostri infermieri, e parlo di infermieri per non parlare dei medici, guadagneranno la metà e faranno fatica ad arrivare a fine mese, come si può pensare che il nuovo ospedale abbia sufficiente personale? Lui ha colto un punto fondamentale. Già oggi noi abbiamo gravi problemi di personale, ma non perché l'azienda non assuma o le aziende non assumano, perché non ci sono persone che vogliono fare più questo mestiere, non ci sono più chirurghi. Le scuole di specialità italiane di chirurgia generale sono vuote per la metà. Perché? Perché il chirurgo lavora 14 ore al giorno, ha problemi medico-legali e guadagna meno della metà di quello che guadagna un chirurgo inglese piuttosto che un chirurgo francese o un chirurgo tedesco.
Quindi c'è un problema di gratificazione di alcune professioni che sono per la società essenziali. Parlo per esempio del pronto soccorso, della medicina d'urgenza. Nessuno vuole fare più medicina d'urgenza perché è molto impegnativa e non è gratificata dal punto di vista finanziario. Allora, cosa può fare il cittadino? E mi ricollego a quanto diceva Rinaldo e anche a Matteo. Non si può pensare che ci siano risorse infinite. Io, che sono pur sempre molto critico, ma non mi sento di criticare troppo i politici, perché i politici seguono l'opinione, per incontrare l'opinione, e l'opinione dei cittadini è che si vuole tutto. Si vuole il super ospedale vicino a casa, si vuole il punto nascita a 50 metri, e quando c'è l'ipotesi di chiudere il piccolo ospedale che è inefficiente, costa molto e grava sulla sanità, e magari investire nei grandi ospedali, dice no, cittadini fanno le grandi barricate perché non si può chiudere. Abbiamo vissuto questo tema sull'ospedale Sant'Antonio di Padova, che veniva considerato l'ospedale dei cittadini, ma come se noi in Policlinico non operassimo o non assistessimo i cittadini di Padova. Sono delle demagogie che poi spingono i politici a distribuire e anche a sperequare e a portare a una dispersione delle risorse che alla fine del circuito si riduce a non gratificare le professionalità, a non riconoscere il merito, a non dare sufficiente diritto allo studio a tutti quanti. Cioè, va bene protestare, ma poi bisogna accettare delle operazioni di efficientamento del sistema. Non si può avere, l'ha detto anche Rinaldo, che non so se la parente era andata a Padova, ma perché? Perché Padova era il grande centro di riferimento e magari nell'ospedale vicino a casa non si era risolto. Allora bisogna cercare di accettare che il sistema si ridistribuisca davvero in hub e spoke, cioè in grandi ospedali, e che non si abbia tutto vicino a casa. Finché si sarà legati ad avere tutto vicino, tutto disponibile, non ci saranno le risorse per tutti. A Livio un secondo rispondo dicendo che siamo stati i primi in azienda, forse anche in Italia, ad affiancare il servizio psicologico, era 20 anni fa, 25 anni fa, al servizio dei trapiantati. Cioè i trapiantati hanno un servizio psicologico dedicato, adesso tante altre specialità ce l'hanno, ma noi siamo stati i primi 25 anni fa, proprio per quello che diceva molto intelligente, che la fragilità psicologica del malato e soprattutto del trapiantato è tale che bisogna portare un supporto. Quindi l'appello che faccio alla cittadinanza è di cercare di guardare all'efficienza, perché altrimenti non ci sarà risorsa per tutto. Sì, però professor Cillo, è anche vero che noi continuiamo a vedere ospedali di comunità che dovrebbero fare quello che dice lei, ma se mancano sempre queste figure fondamentali, cosa me ne faccio dell'ospedale di comunità? E perché chiudere quello che già funzionava invece di cercare di integrare e cercare di fare più comunità all'interno di quello che ho? Perché non lo dice lei, professore, lo dico io, perché si va nell'era del cemento. Io vedo cemento dappertutto, ma che cosa me ne faccio di quello nuovo se potevo fare qualcosa in meno e trovare più risorse anche per aiuti alla persona? È questo che, ma questo lo sanno, Matteo, lo sanno questo. Il problema è che è quella la direzione. Per quello io dico che abbiamo bisogno di aria fresca in politica, grande aria fresca, dare il voto ai sedicenni, diamo pure il patentino ai sedicenni, perfetto, responsabilizziamoli. Cosa ne pensi, Matteo, della mia idea di dare il voto ai sedicenni? Ma come, diamo il patentino? Ma perché non li facciamo votare? Vuoi vedere che sono proprio così stupidi che io non credo? Anzi, forse avreste delle armi in più per combattere. Prego, Matteo. Se posso dire anche un po' la mia storia personale, io ho iniziato con l'associazionismo studentesco prima dei 16 anni, e una delle più grandi battaglie all'epoca era delle discussioni che ci facevamo interne alla rete degli studenti medi, l'associazione di sindacato studentesco per gli studenti delle superiori. Parlavamo spesso di voto ai sedicenni e noi siamo, o almeno parlo per me, anch'io sarei favorevole al voto, di estendere il voto ai sedicenni, proprio per il concetto di anche responsabilizzazione politica. Spesso si sente dire che c'è disinteresse da parte dei giovani proprio nella politica, e una delle accuse che vengono mosse è questa, dicendo sì, ma se il giovane non sa niente cosa va a votare? Il giovane che non sa niente
Perché quello di 40 anni sa tutto e va a votare, cioè non so io. Assolutamente. Questo, a parte essere un ragionamento estendibile a tutte le fasce di età, Esatto. anche per i processi politici, di come funzionano le elezioni e di come si sta evolvendo la politica, che è sempre più orientata a appunto un interesse quasi come se fosse un prodotto. Quindi il voto diventa un prodotto e non più un vero interesse politico. Quindi quello che penso io è che un voto ai 16 anni sicuramente aumenterebbe un po' di responsabilità tra i giovani e probabilmente porterebbe anche sicuramente un po' di freschezza in più. Mi fa piacere Matteo, perché forse io sono molto con voi, cioè io veramente vi adoro perché so quanto bravi siete e quanto fragili siete. Ecco, voi basta un battito di ciglia per capire che avete di fronte, se vi sta ascoltando o se vi sta giudicando. Io faccio dei percorsi, Matteo, con persone fragili e l'ultima volta questa persona che mi ha abbracciato e mi ha detto ti ringrazio Mirella perché per la prima volta mi sono sentita accolta e non giudicata, fa capire quanto lavoro c'è da fare. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, dottor Cillo, grazie per la sua schiettezza, che adesso finalmente i medici è una questione di quattrini, parliamoci chiaro, finalmente i medici di pronto soccorso hanno ottenuto un nuovo contratto, 80 euro all'ora, che vuol dire sui 240 e 250 mila euro al mese, per carità. Ben spesi se però ci sono altrettanti risultati. No, guarda che forse hai detto una cifra che non quadra, sai, perché abbiamo sentito 80 euro al mese confermato. No, 250 mila euro hai detto. No, la mese, 80 euro all'ora, Mirella, scusami. Perfetto. No, perché bisogna dire le cifre giuste, perché siamo davanti alle telecamere, per carità. Prego Paola. Cifre confermate da un medico in trasmissione, 80 euro all'ora. Fai un po' il conto, quelle sono le cifre. Poi però dovrebbero essere confermati dai diritti ma anche dai doveri, soprattutto di mettere medici competenti che non ti sbagliano diagnosi, poi ti sbagliano intervento come è successo a me qui a Padova, sono rovinata a vita, non ho né la forza economica né fisica per subire altri interventi a Rizzoli di Bologna che mi possono rimettere un pochino in piedi. Adesso questo è un esempio. Sul fatto che in Germania sì, sicuramente sono raddoppiati, però parlo anche lì per esperienza di un mio nipote, che però anche la vita costa il doppio, quindi questo mio nipote ha fatto Germania, Svizzera e poi è tornato nel Veneto perché facendo i conti. Poi un'altra cosa, anche sul fatto sicuramente abbiamo dei grandi medici, però se non vai a pagamento sei lasciato in mano ai specializzandi e anche pur andando a pagamento non c'è più quella fiamma di dire porca miseria, questo è un caso difficile, invece di fargli fare il giro delle 7 chiese sempre a pagamento in modo che si mangia la liquidazione del marito e l'eredità della madre e non ha concluso niente ed è su un letto che sta male, facciamo così anche per orgoglio e per curiosità di studio, di competenza, facciamo una piccola riunione, la teniamo in ospedale qui un giorno, 2 massimo, in modo che questa disgraziata abbia una diagnosi e sappia come curarsi, ma soprattutto ne guadagna anche la nostra competenza, perché oggi non solo per mia esperienza, ma purtroppo si parla chi non sta bene, ed è tutto così, cioè se rientri nel protocollo benissimo, diagnosi da protocollo, cure da protocollo, sicché andare anche a spendere tutti questi soldi non ha neanche... Molto chiara Paola, devo chiudere se no non ce la faccio perché devo fare anche il cambio ospiti, molto chiara, sentiamo il professor Cillo come commenta questa telefonata e anche le parole del Matteo, se ci riesce, professore, niente di più. No, molto rapidamente, c'è un tema di risorse sostanziale. Attenzione che quei 250 euro in più al mese sono nulla in confronto a quello che lo Stato pagherà le cooperative, perché molti dei medici adesso stanno lasciando il sistema sanitario nazionale, si mettono dentro le cooperative, vengono chiamate come privatisti e vengono pagati 5-6 volte di più a coprire i turni, e questo vale per i medici, per gli infermieri. Questa deriva privatistica di cui parlava Matteo c'è ed è pericolosissima.
guardate che se non si gratificheranno sufficientemente, non 250 euro al mese, sufficientemente i medici del sistema sanitario nazionale, ci sarà una migrazione, c'è già una migrazione dei professionisti verso il privato e il sistema sanitario dovrà pagare 10 volte i professionisti, come sta facendo già in alcune realtà. Non è vero che il doppio il costo della vita in Germania, c'è un margine molto più significativo, lo dicono i nostri colleghi. Io non voglio, come dire, fare il difensore di parte. Guardate che la sanità del Veneto è tra le migliori al mondo. Vengo da Houston a un congresso internazionale in cui abbiamo tutti notato che gli Stati Uniti sono di fronte a una grave decadenza, e guardate, gli Stati Uniti erano il nostro faro fino a 20 anni fa, in cui ci sono 40 milioni di persone non coperte. Lì sì, se non hai quell'assicurazione per quel determinato livello di cura, tu non vieni sottoposto. Qui in Italia non c'è questo tipo di pregiudizio. E la qualità delle cure dipende da quanto meglio sei assicurato e da quante possibilità finanziarie hai. Cioè c'è un divario in termini di qualità, come dire, distribuzione equa delle risorse tra gli Stati Uniti e l'Italia, che ci fanno pensare che l'Italia, dico una cosa importante, ma sia un paese molto più avanzato degli Stati Uniti in questo momento sul piano sociologico dell'offerta sanitaria. Quindi non sputiamo troppo su quello che abbiamo. Guardate che il sistema sanitario è qualcosa di prezioso che tutti dobbiamo sostenere e difendere. Dopo c'è bisogno di implementare, certo, alcuni professionisti forse non sono all'altezza, altre cose vanno migliorate, ma teniamolo come un gioiello della nostra sociologia, del nostro paese, perché altrimenti cascare nell'ambito privato, poi lì sì, si vedranno i problemi e si pagheranno i prezzi più alti per il cittadino. Però, professore, noi siamo bravi, noi facciamo prevenzione. Allora, prima di arrivare a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché se andiamo avanti così, guardi che ci arriveremo, perché questi numeri sono numeri, io ho avuto i numeri dal CNRR, perciò ho numeri esatti, perciò noi dobbiamo fare molta prevenzione, professor Cillo, perché non navighiamo di sicuro in buone acque. Siamo veramente un'eccellenza, lo dicono tutti, basta vedervi, basta ascoltarvi, però noi dobbiamo fare prevenzione perché questo non accada. Perciò io ringrazio tantissimo il professor Umberto Cillo che è rimasto con noi. So che Matteo verrà a trovarla perché ha piacere di conoscerla, professor Cillo, così anche questi ragazzi possono toccare con mano. Io dico che dobbiamo intrigarli, professore, devono venire a vedere, toccare, guardare, ecco, e così forse li intrighiamo un po' di più anche su questo percorso. Sono per il voto ai 16 anni. Oh, grande professor Cillo, grazie, che piacere. Buona giornata, professore, grazie. Buona giornata. Pubblicità. A voi, grazie, arrivederci a tutti. Matteo Greggio è rimasto con noi perché farà compagnia a Danilo Scattolì, rappresentante legale sindacato generale di base Veneto e Treviso, che ringrazio di essere qui. Grazie Scattolì. Grazie. Saluto anche da Milano il professor Fabrizio Pregliasco, virologo all'Università degli Studi di Milano, di essere con noi. Grazie anche lei, professor Pregliasco. Non so se ha sentito i saluti del professor Cillo, di quello che ha detto qualcosa anche il nostro Matteo Greggio. Cosa si può fare, professore? Lei ha studiato, lei è un virologo di fama internazionale. Cosa vuole dire a questi giovani, anche lei, che stanno cercando di rimanere qui nel nostro paese, lottare anche nel nostro paese per avere quello che gli aspetta di diritto, che è anche lo studio? Prego, professor Pregliasco. È effettivamente la sfida del futuro, perché tra l'altro la formazione di questi nuovi bravi giovani che vedo nella mia facoltà, nella mia università, e che ci costano anche nella formazione, e davvero anche solo per quello è uno spreco far sì che poi la loro carriera, e anche qui vedo già miei ex studenti che hanno brillanti carriere all'estero e che quindi non danno quell'apporto che sicuramente avremo bisogno nel prossimo futuro. Quindi la sfida verso una possibilità di prospettiva di lavoro è quello che è necessario nel brevissimo periodo.
ed è un po', come dire, il difficile ovviamente rispetto a una situazione economica stagnante, e in particolare appunto sulla salute. Il professore prima ribadiva questa disaffezione da parte di molti medici per il servizio sanitario pubblico, e concordo peraltro con lui che il servizio sanitario italiano, e soprattutto nelle regioni del nord, è veramente un fiore all'occhiello, e lo vediamo dal fatto che la speranza di vita nostra, degli italiani, è una fra le più alte al mondo, nonostante tra l'altro un investimento per la salute non così elevato. Quindi ci sono differenze nord-sud, questo è un altro grosso problema dell'Italia rispetto alla qualità e alla velocità dei servizi sanitari. Però io credo che questo deve essere la consapevolezza di tutti, ecco, come bisogno, e soprattutto poi delle istituzioni, soprattutto nazionali in questo caso. Professor Pregliasco, cos'è che vi preoccupa di più in questo periodo? Perché qui sembra che siamo nel paese dei bentegodi, che tutto va bene, la pandemia è passata, non dobbiamo avere più problemi, ma non penso sia proprio così. È perché forse anche delle informazioni che dovrebbero arrivare magari non arrivano, questa attenzione che dobbiamo avere sempre nell'igiene personale, di rapportarsi anche con tantissime persone in certi luoghi. Com'è la situazione? Ecco, e come vaccini come siamo messi? Dovremmo rifare questo unico vaccino influenzale e anche quello per questa maledetta pandemia che ci è arrivata e che eravate completamente scoperti, dopo grazie invece ai vaccini siamo riusciti veramente a vincerla quasi sempre. Prego, professor Pregliasco. Allora, ai giornali nazionali, ai media nazionali stanno arrivando informazioni che prima della pandemia rimanevano circoscritte, no, nella nostra comunicazione scientifica e istituzionale, e non è facile parlarne perché appunto il rischio è di un allarmismo che poi porta un po' come la favola del lupo al lupo, no? In effetti, se vediamo il quadro internazionale, abbiamo dei potenziali rischi, ma sono solo potenziali rischi. Forse l'elemento che dobbiamo considerare del Covid è che questi segnali di emergenza, di patologie infettive che emergono in varie parti del mondo, ci è stato dato anche dalla maggiore sensibilità e dall'organizzazione a livello sia nazionale che internazionale riguardo alla sorveglianza, all'individuazione di questi casi. Quindi negli ultimi tempi si sono susseguiti un po' di notizie riguardanti per esempio un virus aviario che conosciamo, una vecchia conoscenza dal 97, che da allora, seppur non sia ancora mosso, temiamo che diventi capace di diffondersi a livello anche umano. Dei casi a contatto stretto con alcuni animali ci sono, di alcuni pazienti che hanno avuto forme più o meno gravi, ma questa influenza aviaria ora ci sta preoccupando ancora di più perché è passata in alcuni altri mammiferi, in particolare nei bovini, è stato individuato anche nel latte dei bovini, anche se in realtà presumibilmente non virus vivente nel latte. Però da qui la raccomandazione: usiamo il latte pastorizzato e che risolve in modo assoluto il problema. Però questa influenza aviaria un po' ci preoccupa. Una un po' più, come dire, diciamo che ci interessa più da vicino, quindi l'influenza aviaria è a basso rischio, deve essere sorvegliata, bisogna vedere, individuare questi animali e dove sono e dove si infettano. La dengue invece, questa brutta malattia che è diventato un problema pesante soprattutto in Argentina, in Brasile, ma è endemica anche in altri paesi, ed è una infezione virale trasmessa tra uomo e uomo, ma attraverso delle zanzare. Noi non abbiamo quella specifica che ha questa grande capacità di diffusione, ma abbiamo la zanzara tigre. Quindi io credo che adesso forse arriverà davvero questa estate nel prossimo futuro, e quindi con il caldo
noi dovremo quest'anno essere particolarmente attenti a combattere le zanzare, perché al di là del fastidio che ci danno a prescindere, delle punture, arrossamenti e quant'altro, il rischio è che pazienti che anche inconsapevolmente arrivano da queste zone, e sono tante le persone che si spostano nel mondo e anche in quel territorio, possano praticamente essere sul territorio nazionale, sviluppare poi la malattia, farsi pungere inconsapevolmente e, come è già successo in piccoli numeri, come anche lo scorso anno, diffondere la malattia sul territorio. Da qui è importante una responsabilità di tutti, quindi lo sfalcio del verde, l'uso della disinfestazione larvicida e adulticida per le zanzare che tutti i comuni dovrebbero fare. E poi anche una responsabilità nostra, nel senso che il sottovaso che mettiamo sul nostro balconcino anche in una zona urbana diventa una specie di autogrill, perché facilita, no, la replicazione delle zanzare. Ecco, questo è un rischio per una malattia che purtroppo è difficile da controllare, perché la gran parte delle forme non è particolarmente rilevante, anzi asintomatica, ma alcune sono emorragiche e quindi a rischio. Ma ci sono altri agenti batterici e virali che sono lì, che aumentano, perché è un fatto naturale. Noi siamo in un mondo in cui i batteri sono una parte importante, anzi noi stessi nell'organismo abbiamo almeno 1 chilo e mezzo di batteri del nostro microbiota, e sono in questo caso addirittura batteri buoni che ci aiutano in alcune funzioni vitali. Quindi come giustamente diceva la domanda, no? Noi credo il Covid ci serva come lezione rispetto al fatto che si debba essere sempre non in allarme, ma attenti a possibili infezioni, a problematiche infettive, e usare quel buonsenso, quelle prescrizioni igieniche che aiutano a ridurre la diffusione di altre patologie. Ringrazio, guardi, professor Pregliasco, anche perché mettere in allerta va sempre bene. Io cerco di fare prevenzione con la mia trasmissione, anzi vi ringrazio di parteciparvi, perché è molto importante, perché abbiamo dei numeri di ascolto eccezionali e perciò fa molto piacere avere veramente queste persone competenti, perché noi a questo abbiamo bisogno, sentire persone competenti, no? Quelli che blatterano, o i politicanti come li chiamo io. Ecco, queste sono persone per bene, che studiano, che hanno studiato il tema, e dobbiamo ascoltarli. Abbiamo Monica da Paese, vai Monica, veloce. Pronto? Monica? Niente, vediamo se riprendiamo Monica. Allora, adesso passerei a Danilo Scattolì, rappresentante legale del Sindacato Generale di Base Veneto e Treviso. Qui adesso si parla di lavoro, abbiamo sentito grandi strutture, ecco, macchinari ultima generazione incredibile, però alla fine è l'uomo, e se mancano i numeri cosa me ne faccio di queste strutture e di questi grandi macchinari? Com'è la situazione? Questi giovani, soprattutto che stanno cercando di trovare un percorso sicuro, studiare sì, ma poi voglio vedere anche i risultati. Prego, il rispetto dello studio. Guardi, io voglio partire proprio dalla questione dei giovani. Io credo che dobbiamo puntare sui giovani, perché sono il nostro futuro, e da questo punto di vista dobbiamo fare di tutto per responsabilizzare sempre di più i giovani, che, ripeto, sono il nostro futuro e il nostro... anche sulla sanità, se mi permette, anche sulla sanità. Io credo che il Paese deve tornare a reinvestire sulla sanità, scuole e trasporti, quei servizi sociali indispensabili ai cittadini, soprattutto in questo periodo. Noi stiamo vivendo un periodo di guerre infinite, ma che hanno delle economie di guerra che pesano sulle famiglie in maniera importante. Molte famiglie non ce la fanno ad arrivare a fine mese. Alla seconda, io al banco alimentare, la seconda settimana, non a fine mese. E come dice lei, ci sono molti di questi banchi solidali che aiutano le persone, ma questo dovrebbe fare lo Stato, non la buona volontà dei cittadini. E qua, secondo me, anche lo Stato manca sul sostegno di quei servizi sociali che servono al Paese, soprattutto in questo momento. E da questo punto di vista non vedo quell'attenzione, anzi vedo un po', siamo molto preoccupati del fatto che vediamo che lo Stato cerca di smettere di finanziare sempre meno, tagliare per fare economie.
lei sa, seguo molto i trasporti. Sui trasporti ho visto delle cose incredibili. Si sta tentando di privatizzare tutto, ma anche dove non si privatizza si tagliano i servizi perché caricano troppo poche persone. Non è possibile andare avanti in questo modo, perché più taglio non solo ho delle conseguenze perché diminuisco i servizi che servono alla città, ma poi anche quelle poche prenderanno l'auto e quindi inquineranno ancora di più in questo paese. Quindi io, dal mio punto di vista, il paese deve tornare a reinvestire in quei servizi sociali che devono servire, e servono soprattutto oggi che dobbiamo affrontare anche le guerre che purtroppo ci affliggono. Matteo, a te la parola. Matteo Greggio. Assolutamente d'accordo con Danilo. I pilastri del welfare state ogni tanto sembra che ce li dimentichiamo. Come dicevamo anche prima, le privatizzazioni non sono solo sulla sanità, come diceva, anche sui trasporti, ma anche sull'istruzione. Parlavo prima dei finanziamenti anche alle università, vediamo adesso anche il governo, ad esempio, posti letto per studenti, studentati, si vanno a finanziare di più gli studentati privati che gli studentati pubblici, dove però uno studentato privato ovviamente va a costare una retta da più di 500 euro al mese, che non è assolutamente un prezzo sostenibile per la maggior parte degli studenti. E non solo gli studentati, ma anche le università private, ad esempio, continuano a ricevere sempre più fondi e un sostegno economico, non magari come quello dell'istruzione pubblica ancora, per fortuna, ma stiamo andando in quella direzione sicuramente. E riscoprire un po' anche l'investimento sul pubblico deve essere la sfida per il futuro, anche perché siamo in un periodo ormai di crisi costante, penso, o almeno io la interpreto così, dove dal 2008 in poi non siamo mai, secondo me, effettivamente usciti dal tunnel della crisi. C'è stato qualche barlume in qualche momento, ma non siamo mai usciti dal tunnel della crisi. C'è qualche eccellenza, però non vuol dire che il paese va bene. Sentiamo Monica da Paese, che siamo riusciti, visto che parliamo di paese. Vai Monica. Ciao a tutti i vostri ospiti. Ciao Mirella. Ciao. No, niente, quello di non arrivare alla seconda settimana, ne so qualcosa, lavoro part-time, sono sulle categorie deboli perché sono diabetica monogenetica, appunto, e ho delle difficoltà, cioè anch'io vorrei trovare un altro lavoro, ma non ce la faccio perché ho delle difficoltà, nel senso che oggi sono a casa perché sono stata male ieri e questa mattina non stavo bene di nuovo. Ho la glicemia che mi va giù a 50, ho il microdiffusore che adesso non funziona, adesso devo andare a cambiarlo lunedì, e purtroppo ho l'aritmia cardiaca da ieri sera, adesso devo stare a riposo 2 giorni, perdo 2 giorni di lavoro. Vabbè, mi hanno detto che ho diritto di stare a casa perché ho anche la 104, ok? Però insomma quello di arrivare a fine mese siamo in 2 perché abbiamo uno stipendio, lavoriamo in 2. Abbiamo un mutuo, abbiamo le bollette, adesso è capitato un problema purtroppo con i dentisti sono un gran problema, i denti, perché ragazzi siamo quelli che paghiamo di più per il dentista. Adesso io mi devo curare i denti, adesso sto mettendo da parte i soldi, ho dovuto vendere la mia bicicletta elettrica per pagarmi il dentista, ecco. Guarda, li abbiamo avuti proprio l'altro giorno, bravo. Monica, proprio per parlare di questo, dei costi che ci sono. C'era qualcuno che diceva che si sarebbero venuti incontro, che addirittura quelli che non avevano la possibilità di curarsi, ecco, ricordo a tutti che c'è Emergency a Mestre, a Marghera, dove cura gratuitamente, ecco, fa queste cure dentarie, e vi dico che ci sono delle file incredibili, c'è qualcosa anche a Padova, ma non ne parla nessuno, ecco, delle cose che funzionano non ne parla nessuno,
delle cose che non funzionano, parliamo tutti i giorni, ma vorremmo anche capire, anche Monica che potrebbe avere degli aiuti, ma abbiamo delle liste d'attesa incredibili perché abbiamo tante persone che non ce la fanno. Allora, la mia domanda al professor Pregliasco, anche in base a quello che ha detto Monica da Paese, sono le fragilità, professor Pregliasco. Voi dovete veramente far capire alle fragilità l'importanza delle cure, l'importanza dei vaccini. Voi avete lei in persona poi contro i Novax, che sembra che ci siano ancora, qualcuno vuole sentire parlare di vaccini. Ecco, abbiamo sentito invece le fragilità che dovrebbero essere ascoltate, poi arriviamo anche alla ministra Roccella con Matteo Greggio, perché in quel momento c'erano delle fragilità che parlavano, sono i giovani che per una volta volevano essere ascoltati, magari qualcuno dice non era il modo di comportarsi, ma poi ne parliamo, voglio che sia Matteo che giudica e dopo anche Danilo Scattolin, questo ascolto che dovrebbe esserci ma che si fa fatica ad avere. Allora sentiamo il professor Pregliasco cosa vuol dire in merito alle fragilità ai vaccini. Prego professor Pregliasco. Allora, la sfida è proprio quella delle fragilità, in particolare per quanto riguarda il fatto che, come accennavo prima, noi abbiamo come italiani e soprattutto nel nord, al Veneto, una speranza di vita molto lunga, quindi tanti anni di vita. La sfida è di dare vita a questi anni per far sì che arrivare a 84, 85, 86 anni, che è cosa usuale ed è la vita media, oggi in Italia, come dire, bisogna farlo nel modo più migliore possibile, ovviamente dal punto di vista di salute. Tutto questo comporta delle attenzioni istituzionali. Il Covid è stato un momento di stress per il nostro sistema sanitario e quindi io credo che ci debba essere una riorganizzazione per essere più vicini e prendersi in carico dei fragili. È un discorso un po' complesso, un po' tecnico, ma si può riassumere dicendo che non è possibile che ci sia solo il medico di base e il pronto soccorso come servizi, ma una serie di servizi articolati che soprattutto si prendano in carico, e ci sono delle esperienze anche nel Veneto molto interessanti, no? Di persone di una struttura, di un servizio che prende in carico e accompagna la persona, perché un diabetico, se non ha una famiglia, se non ha una sua attenzione particolare, finisce che si lascia andare, non fa i controlli, non segue la terapia in modo adeguato, finisce in ospedale perché sta male, lo risistemano e torna indietro in un circuito vizioso. Quindi davvero questo è un aspetto istituzionale. Ma la domanda sua era soprattutto su quelli che sono i comportamenti personali e su quella che deve essere una prevenzione attuata, diciamo, sin da subito nella vita, in tutte le età, ma in particolare verso chi, come me, anche si avanza verso le età più alte dal punto di vista numerico. E quindi c'è sicuramente l'attività fisica, che non è lo sport, ma l'attività fisica adattata, il movimento, l'alimentazione, il fumo, e poi la parte di cui mi occupo davvero, le vaccinazioni. Il Covid, con tutte le sue difficoltà, le sofferenze che molti hanno purtroppo dovuto subire, ora si porta dietro una serie di strascichi negativi, in primis le vaccinazioni, perché le vaccinazioni che sono state determinanti per ridurre l'impatto della mortalità e degli effetti di salute complessivi e il recupero della normalità più veloce rispetto alla pandemia. E ci sono dati numerici a livello mondiale di questa opportunità e necessità dei vaccini. È chiaro che un'applicazione sistematica enorme dei vaccini ha messo in evidenza effetti molto rari che questi vaccini hanno, e bisogna ammetterlo, ma l'abbiamo sempre ammesso che ci sono, perché ci sono per tutti i farmaci, per tutte le operazioni chirurgiche, per tutti gli interventi sanitari, degli eventi avversi. Purtroppo sulla vaccinazione li sopportiamo meno. Mi spiego: quando uno sta male, assume qualsiasi cosa, ingurgita ciò che ha sotto mano, che gli viene suggerito o prescritto dal medico, perché ha la speranza di risolvere il dolore e la sofferenza, e quindi non va a leggersi più di tanto il bugiardino, che per tutti i farmaci, anche quelli più semplici, quelli che prendiamo in farmacia
senza ricetta, gli antidolorifici ci sono. Il vaccino invece uno dice lo faccio mentre sto bene, chissà se mi serve, perché mai saprò se mi sarà davvero servito, cioè se ho incontrato il virus o il batterio verso cui mi sono voluto proteggere. In più poi la malattia viene in qualche modo sconfitta o ridotta come il Covid e quindi non se ne ha più la contezza. E ora ecco, ci sono effetti negativi riguardo alla voglia di vaccinarsi in generale, anche per i bambini, addirittura il morbillo sta risalendo perché le coperture vaccinali per i bimbi non sono così adeguate in termini numerici, proprio per questa disaffezione, no, delle vaccinazioni e i dubbi su. Però professor Pregliasco capisce bene che quando io leggo ieri AstraZeneca ritirato perché non va più bene, superato, capisce che la fragilità che legge quell'articolo là, ecco, e viene molti dubbi, capisce, perché l'ho anche invitato questa mattina, perché sono importanti i messaggi che diamo. Prego. No, è importante, lei ha detto una cosa giusta, perché è il messaggio che è passato e quindi gli ascoltatori hanno questa percezione. Il vaccino Vaxzevria di AstraZeneca non è stato ritirato, l'azienda ha detto e ha comunicato non lo produco più, non lo distribuisco più perché è un vaccino che è servito nei momenti dell'emergenza. Ora hanno avuto la meglio, diciamo così, altri tipi di vaccini, l'mRNA, questa cosa, non è stato aggiornato, e in più effettivamente rispetto a questi vaccini che dovremo continuare a usare, almeno per quanto riguarda richiami per i soggetti fragili, hanno un profilo ancora migliore di sicurezza. Questo dico ancora migliore nel senso che comunque questo vaccino non è che uccideva le persone che l'hanno fatto. Potevano esserci nel breve periodo dopo la vaccinazione, quindi entro una settimana, 10 giorni dalla vaccinazione, 2 trombosi ogni 100.000 vaccinati. Trombosi sicuramente non piacevoli, ma non mortali, che devono essere anche trattate. Vede professor Pregliasco, qual è anche il problema? E qua andiamo al medico di famiglia. Perché quando io sento un diversamente giovane che mi dice sono andato per farmi il vaccino dal mio medico di famiglia, sia l'antinfluenzale che il Covid, ma mi ha fatto l'antinfluenzale, il Covid non me l'ha fatto, se il mio medico di famiglia, sto parlando di diversamente giovani, che sono la maggioranza in questo paese, se il mio medico di famiglia mi ha detto che non me lo fa, vuol dire che va bene non farlo, che non ci crede neanche lui. Capisce quanto è importante invece capire anche da questi professionisti che dovrebbero essere molto più attenti a quello che dicono, a quello che fanno, perché sono uomini, ce ne sono di bravi, di meno bravi, ma poi il messaggio che passa a questa persona che dovrebbe essere vaccinata perché fa parte delle fragilità, non lo fa perché questo medico non gliel'ha detto che al momento lui non glielo faceva. Capisce che bisogna che stiamo molto attenti, perché per me questi diversamente giovani sono dei scrigni d'oro che abbiamo e dobbiamo tenerceli stretti, perché dico sempre che se siamo diventati così bravi, belli e buoni è merito anche loro, del loro sacrificio. Matteo, adesso li abbiamo relegati in ultima con pensioni da fame, con aiuti che non ricevono, con le RSA che hanno delle liste d'attesa incredibili. Cosa vuoi dire, Matteo? Prego. L'Italia sta vivendo una crisi molto più grave di tante altre, che è la crisi demografica. Non si parla di un calo, si parla proprio di un inverno, anzi di una glaciazione demografica. Ho letto sui manuali di statistica, di demografia che ho studiato. Questa è una delle cose che preoccupa di più e che ci deve preoccupare di più per la sostenibilità dell'economia del nostro paese, e capire anche quali potrebbero essere le politiche per invertire questa rotta. Per il resto sì, sono d'accordo sul fatto che le liste d'attesa siano sempre problematiche, ma si torna sempre al solito discorso. L'investimento. Manca l'investimento, manca la volontà politica di investire sulla sanità pubblica. Allora, Scatorin, cosa ne pensa? Ecco, sono problemi importanti, sono problemi che riguardano tutti noi. Lei parlava di trasporti, ma si può parlare anche del lavoro, questo lavoro che non è retribuito nella maniera giusta, queste donne che si vedono stipendi facendo lo stesso lavoro, diversi da quelli degli uomini, ma parliamo di persone, di
Dividiamo sempre uomini, donne, invece di parlare di persone di fragilità a 360 gradi. Cominciamo a chiamare ancora adesso il diversamente agile, perché io lo chiamo così, perché si muove in maniera diversa, prima handicappato, mongoloide, diversamente abile, disabile, cioè chi ne ha più ne mette, ma vogliamo chiamare per nome e cognome queste persone che veramente sono speciali. Prego Scatolin. Allora guardi, io parto dalla questione dei salari. Noi abbiamo un problema in Italia. I salari italiani in questi ultimi 15 anni sono diminuiti. Anche 30. E quindi qua abbiamo un problema di salari che, se lo leghiamo alle problematiche legate alle economie di guerra, fa il quadro completo della situazione. I salari italiani non hanno avuto quell'adeguata riconoscimento, non solo per quanto riguarda le differenze tra donne e uomini, ma proprio i salari in genere sono così. E le pensioni? E le pensioni sono legate ai salari. L'unico paese in Europa in cui i salari sono cresciuti invece di aumentare negli ultimi 30 anni. Questo è il problema di fondo è questo. Se non risolviamo questo problema avremo difficoltà su tutti i posti di lavoro, dappertutto è così. Perché la disaffezione anche sui posti di lavoro, io non l'ho mai vista come in questi ultimi anni. Nessuno vuole più venire a fare certi tipi di lavoro e nessuno si chiede il perché. Bisogna trovare la motivazione per la quale nessuno vuole venire a lavorare, che non è solo lo stipendio. Sì, però lavorare per vivere, non vivere per lavorare, esatto. Perché sennò non ne veniamo fuori. Bisogna dare dei salari adeguati, ma anche delle condizioni di lavoro adeguate, per conciliare la vita privata con il lavoro, altrimenti non ne usciamo da questo problema. Poi, se mi permettete, io vorrei parlare anche sulle morti sul lavoro. Prima, quante morti dobbiamo ancora avere perché si investa sulla sicurezza sui posti di lavoro? Qualche giorno fa sono morte 5 persone. Su un colpo solo? Su un colpo solo. E in continuazione abbiamo queste morti e nessuno fa qualcosa per investire sulla sicurezza sui posti di lavoro. Torniamo al solito discorso che non si vuole investire per la sicurezza. E se mi permettete un ultimo passaggio anche sui giovani. I giovani vanno ascoltati, non presi a manganellate. Bisogna ascoltare i giovani che possono insegnare anche a noi. Sentiamo Vladimiro da Rovigo, poi passiamo a Matteo Greggio con la ministra Roccella, che qualcuno dice doveva stare seduta e aspettare questi ragazzi si calmassero e poi parlare anche lei. Sentiamo cosa dice Matteo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, volevo fare una domanda al professor Pregliasco sul discorso del sistema d'allarme per prevenire da vivo quando arriva delle epidemie. Cioè, chiedo questo perché a me ha impressionato, ovviamente quando si è saputo dopo qualche mese, no, che in realtà i primi fenomeni di epidemie si potevano già vedere. Io ho sentito di 2 esempi a Rimini, ancora nel mese di dicembre, che avevano fatto una mostra del gelato internazionale e già lì si erano viste le prime forme di polmonite, dicevano loro strane. Oppure anche a Piacenza, che anche lì, già ancora a dicembre, gennaio, negli ospedali parlavano di strane polmoniti. Cioè io sono rimasto colpito, sapendo dopo quello che è successo, dal fatto che a me ha avuto l'impressione che la società italiana nel suo insieme sia stata clamorosamente sorpresa dall'arrivo dell'epidemia, e quando se ne sono resi conto ugualmente, cocciutamente hanno tentato di continuare questa situazione di sorpresa, cioè sembrava perfino che volessero rifiutare di accettare l'idea che c'era l'epidemia. Grazie Vladimiro, se no non ce la faccio. Grazie Vladimiro, sei stato chiaro, professor Pregliasco. Rapidamente appunto, ha ragione il telespettatore. Questa pandemia, questo nuovo virus ci ha preso, come dire, un po' con la guardia bassa, perché avevamo visto nel passato altre situazioni come il virus H1N1, la suina, l'aviaria, eccetera, come problemi che sembravano risolti. Invece io spero che sia una lezione imparata, quella del mantenere a livello istituzionale un interscambio di informazioni, tra l'altro sia a livello
di problematiche umane che veterinarie, perché abbiamo visto e stiamo vedendo appunto problematiche come l'influenza aviaria. Però sicuramente questo virus è arrivato lentamente, non ce ne siamo accorti, e solo quando non solo il segnale era piccolo ma ormai imponente, siamo arrivati un po' tardi per riuscire a contenere o a limitare soprattutto quella che è stata la prima ondata. Perfetto, Matteo Greggio, allora cominciamo appunto da ministra Roccella. Ieri appunto c'è stato questo scontro anche molto importante, è stato l'ordine del giorno ieri sentire parlare di questo. Tu cosa vuoi dire? Volevo dire che in primis non sono in linea con le posizioni e le idee della ministra Roccella, quindi ritengo legittima e corretta una contestazione nei suoi confronti. Non sono neanche stupito però dalle posizioni della ministra, che spesso sono a dir poco estreme, soprattutto sulla questione delle famiglie e sulla questione dell'aborto, quanto sostenere che l'aborto non è un diritto ma un crimine. Io penso sia una delle cose più aberranti che una ministra per le famiglie possa sostenere. È un'affermazione che ci fa tornare indietro di troppi anni e è assolutamente pericolosa. È un diritto che è stato guadagnato con tanti sacrifici e con tante lotte, e ci sono tantissime motivazioni che penso siano ben note, non voglio stare qua a ripetere, per le quali una donna deve avere il diritto di abortire. Bello sentire un ragazzo maschio che parla di questi temi, visto che dicono che gli uomini sono sempre lontani, ma te è un uomo maschio, sta parlando di aborto, di persona femminile, mi fa molto piacere. Poi ognuno a fare le sue riflessioni a casa, però è giusto sentire anche questi giovani cosa ne pensano, e mi piace che sia veramente un ragazzo questa mattina. Prego Matteo. E per quanto riguarda poi la contestazione, invece sì, ripeto, per me la contestazione è legittima, è sempre legittima. Mi ha stupito come una ministra della Repubblica sia scappata davanti a una contestazione anche. Si è scappato oppure non voleva ascoltare? Perché sono due cose diverse a mio avviso, Matteo. Quello di metterti di fronte a questi ragazzi che qualche volta hanno voglia anche, magari anche nella maniera non corretta, ma in quel momento loro sentono di essere ascoltati e sono proprio un vulcano che esplode, e invece qualcuno che invece preferisce andare via per non ascoltare, o forse per la paura di ascoltare, per la paura del confronto. Ecco, io vorrei sentire anche Scatolin cosa ne pensa. Scatolin, il confronto è sempre difficile. Guardi, il confronto molte volte è difficile, perché a volte si trovano posizioni contrastanti, però non bisogna mai rifiutare il confronto. Bisogna, soprattutto, quello come dicevo prima, soprattutto quando i giovani vengono a contestare, bisogna capire cosa ne pensano, e se hai delle idee diverse devi fargli capire che magari stanno anche sbagliando il modo magari di esprimere le loro opinioni, ma non si può fuggire, bisogna ascoltare. È inevitabile, io guardi, su quello che ha detto la ministra Roccella non voglio neanche esprimere un giudizio, perché poi trascenderei anch'io in questo caso, quindi evito di... Diventa un contestatore, Scatolini. Sì, no, ma non si può sentire certe cose. Tanto per fare un altro esempio, quando sento anche il ministro, il generale Vannacci, mi sembra della stessa pasta, no? Quindi non voglio neanche evitare. Io ripeto, le contestazioni bisogna saperle ascoltare e saper trarre anche lato positivo dalla contestazione. È l'unico modo, ascoltare e imparare. Io lo dico da una persona anziana, ma è doveroso che noi lo dobbiamo fare. Se non lo facciamo noi, se non lo fa un ministro, chi lo deve fare? Sentiamo cosa ne pensa anche il professor Pregliasco. Ecco, lei è stato uno dei primi che ha detto dobbiamo ascoltare anche i Novax, ascoltiamo le persone, cosa hanno da dire, ci confrontiamo. Quanto importante è confrontarsi, soprattutto ascoltare e poi cercare di trarre anche delle opportunità da questo ascolto. Prego, professor Pregliasco. Ha detto bene, cioè io ho sempre voluto, anche recentemente, giusto appunto a Padova la scorsa settimana,
a un convegno dove parlavo tra l'altro di altro, di antibiotico resistenza, ho avuto tutto durante il convegno fischi, urla, però poi in uscita mi sono fermato e sono stati momenti tranquilli, no? Ecco, ci sono giusto le immagini dell'incontro che purtroppo ha necessitato ancora della polizia, però poi appunto superato l'elemento, no, di contestazione, abbiamo discusso, ho compreso anche alcuni, diciamo, dubbi, se non altro dubbi legati alle difficoltà del Covid e dell'approccio alla vaccinazione. E io credo che sia fondamentale e concordo con i due ospiti in sala che davvero incredibili e antistoriche le posizioni di questa ministra, che però io dico è stata votata purtroppo mi permetto di dire, quindi esprimo il mio parere, però ci ritroviamo a mio avviso, e questo deve far pensare. Ed è il bello della diretta, professor Pregliasco, che è uscito proprio spontaneo questa parola, e la ringrazio perché penso faccia piacere a questi giovani che la stanno ascoltando. Come vuoi salutare? So che devi andare via, Matteo, come vuoi salutare il professor Pregliasco e i nostri ospiti? Volevo ringraziare molto per l'invito, saluto il professore, ringrazio anche Danilo. E grazie per l'invito, grazie mille, è stata una bella occasione, spero ce ne saranno altre. Certo, io ti inviterò ancora, ti ringrazio Matteo Greggio di essere stato con noi, e allora adesso noi andiamo a vedere questo sciopero generale sicurezza sul lavoro, andiamo a Vicenza, intanto salutiamo Matteo, andiamo a vedere lo sciopero generale. Morti sul lavoro, sit-in e sciopero generale di 4 ore. CGIL e UIL sventolano le bandiere anche a Vicenza e scelgono Piazza Castello come epicentro della manifestazione. Un minuto di silenzio per i morti sul lavoro, in particolare a bruciare di più è l'esplosione di Suviana, la tragedia della centrale idroelettrica nel Bolognese. Siamo oggi qui a Vicenza, ancora una volta, CGIL e UIL in sciopero per dire adesso basta. In Italia sono 119 i morti sul lavoro dall'inizio del 2024. Per questo i sindacati chiedono provvedimenti urgenti. Le due cose fondamentali sono più controlli e ispezioni, perché senza sanzioni non riusciremo a fare dei passi avanti, più prevenzione e la patente a punti come strumento operativo per spingere le aziende a investire sulla sicurezza. Ma nella manifestazione di oggi non si può non notare che manca la CISL, una spaccatura tra i sindacati? Non credo ci sia una spaccatura, ci sono modi di vedere in modo diverso le situazioni. Noi oggi siamo qui a manifestare per la sicurezza sul lavoro, contro le morti sul lavoro, un argomento che non si può derogare. Sul tema della sicurezza sul lavoro esiste una piattaforma unitaria. Sono diverse le forme di lotta, noi riteniamo che sia giunto il momento di agire, non possiamo aspettare altre stragi come quella accaduta qualche giorno fa. La CISL evidentemente fa un'analisi diversa. La CISL fa un'analisi diversa e a spiegarla è il segretario generale vicentino, Raffaele Consiglio. Noi sul tema della sicurezza abbiamo scelto di operare in maniera molto concreta. Prima e tempo fa denunciando una grave carenza degli organici ispettivi della provincia di Vicenza, a cui è seguita un'interrogazione parlamentare, e oggi creando un grande coordinamento dei delegati della CISL, un coordinamento di un delegato della sicurezza per ogni settore, che servirà a relazionare direttamente con l'ISPISAL e con le ULS per portare i problemi dei lavoratori alle istituzioni. Ecco, crediamo che agire sul territorio oggi sia la questione più importante sul tema della sicurezza, e continueremo a perseguire questa strada. Allora, sentiamo come commenta Danilo Scattolin, rappresentante legale Sindacato Generale di Base Veneto e Treviso. Prego, Scattolin. Qua il problema che avevo sollevato prima, non sapevo che era un argomento all'ordine del giorno, ma le morti sul lavoro è un problema, è un'emergenza. E io temo che tutto questo avvenga per risparmiare, perché molto spesso io ho assistito al fatto che bisogna fare presto. I lavori devono essere fatti in fretta perché il tempo è denaro, e quindi si tralascia quello che è il problema della sicurezza, che non è più possibile andare avanti così. Ci devono essere dei controlli mirati, serrati, per evitare che succedano questi fatti qua, altrimenti le morti sul lavoro
non risolveremo il problema. Bisogna fare prevenzione, bisogna iniziare soprattutto dai giovani, dalle scuole. Andiamo a vedere cosa ha fatto l'Irigen proprio con i soccorritori. Andiamo a vedere questo servizio. Chiamare i soccorsi, praticare il massaggio cardiaco, applicare il defibrillatore. Una lezione di vita in tutti i sensi e da anni l'ente di formazione Irigem ospita e promuove gli incontri tra studenti e i volontari dell'Associazione Soccorritori di Bassano. Facciamo una lezione per quanto riguarda il riconoscimento e come intervenire in caso di un arresto cardiaco. Intervenire nei primissimi minuti può veramente salvare la vita. È una lezione molto dinamica. Noi alla fine raccogliamo quando hanno voglia di pensierini che teniamo in una specie di registro nostro e abbiamo dei pensieri veramente meravigliosi, stupendi, che rivelano l'animo dei ragazzi, che noi diciamo sempre, critichiamo sempre questa gioventù, ma in realtà abbiamo dei valori veramente grandi. I numeri dell'Associazione Soccorritori di Bassano raccontano di una grande passione. Vorrei dire che è quasi un secondo lavoro non retribuito, ma appunto per questo è meraviglioso, stupendo, perché lo facciamo con il cuore. In 13 anni sono stati formati e informati oltre 40.000 ragazzi, un impegno che vede coinvolti anche gli alpini che nelle scuole portano i loro valori e la loro testimonianza. I nostri valori dobbiamo farli partire sempre dalle scuole, perché se riusciamo a portare dentro nelle scuole i nostri valori, i valori di solidarietà, i valori dell'altruismo, i valori di pace, i valori di amor di patria, finché non riusciamo a entrare nelle scuole e far capire ai giovani, ai ragazzi, questo non ci sarà un po' la continuità di quello che è la nostra associazione. Allora, professor Pregliasco, ecco, anche lei vorrei fare questa domanda. Abbiamo visto questo importante istituto di formazione, l'Irigen, con questi ragazzi all'interno delle scuole, perché anche questa è sicurezza sul lavoro, perché un domani questi ragazzi sapranno come comportarsi quando escono da scuola. Abbiamo visto quel ragazzino che veramente ha salvato la vita perché aveva visto fare questo esercizio e lui se l'era ricordato. Ecco, come commenta, professor Pregliasco, proprio prevenzione all'interno delle scuole per capire anche che questi ragazzi devono imparare da piccoli a gestire anche la loro sicurezza? Prego. Sì, le esperienze come questa molto bella che avete fatto vedere, per fortuna ce ne sono molte in Italia e sono tutte legate a realtà di volontariato, anche per esempio quelle dell'ANPAS, realtà a cui appartengo, e che appunto oltre a servizi operativi svolgono anche questa opportuna, come dire, modalità di formazione su principi essenziali. In questo caso si tratta proprio di quelli che sono gli atti semplici per salvare una vita e purtroppo nella vita ognuno di noi, oltre che rischiare di essere, come dire, protagonista, ma soprattutto testimone, e la differenza su quella che è il risultato è proprio data dalla capacità di chi è intorno a noi nel momento in cui si sta male, quelle problematiche soprattutto cardiache, di agire e attivare i soccorsi. Quindi è una catena di soccorsi che parte però da una informazione, da una telefonata al famoso 112 112, però che deve essere come dire, una telefonata la più, come dire, informata e anche, come dire, con una certa capacità di descrizione e di azioni nell'immediato. È chiaro che questo vuol dire qualcosa che serve nella vita comune, ma come si diceva anche rispetto all'argomento del rischio, nel rischio della salute e delle attività che devono essere svolte durante l'attività lavorativa in sicurezza, e qui ci vogliono elementi di cultura, oltre che di poi specificazione tecnica. Giusto appunto bisogna approfondire la capacità dei giovani, la loro predisposizione a sentire, a parlare, a occuparsi di se stessi in un ambito di prevenzione nella vita comune e ancora di più in tante situazioni di lavoro per le quali ci si deve esporre a un rischio. Però ci si deve esporre a un rischio sapendo che lo si deve minimizzare,
che si devono avere i dispositivi di protezione individuale e ci deve essere un'organizzazione. Rischio sì, ma in sicurezza però, perché sennò non ne veniamo fuori. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Era ora. Ecco, sei arrivata, vai. Grazie Mirella, ma hai portato un ospite, quel ragazzino lì di 16 anni, vorrei dire che è raro come le mosche bianche, perché penso che non ce ne siano così. Di ragazzi sposati non esistono, ne esistono pochissimi. E per quanto vorrei parlare un momento col professore per la vaccinazione anti-Covid. L'AstraZeneca l'ha fatta mio fratello, è già morto, doveva morire, non so, comunque è andato, poverino, a 79 anni. Vi ringrazio, scusate. No, ferma qua Adriana, da cosa è morto tuo fratello? È troppo facile. Ecco, cosa aveva tuo fratello? Aveva delle patologie? Ha cominciato ad andare giù, non riusciva più a camminare. No, ma prima tuo fratello aveva delle patologie? No, stava benissimo. Ah, benissimo. Stava benissimo. Allora, grazie Adriana, sentiamo come commenta il professor Pregliasco, perché come ho detto prima bisogna ascoltare tutti quanti, anche queste persone. Prego, professore. Ovviamente, appunto l'ho già detto, le vaccinazioni, così come tutti i farmaci che assumiamo, possono avere degli eventi avversi. In realtà il dato statistico complessivo di eventi avversi più gravi e di decessi dovuti a vaccini ad oggi sono calcolati in 18 persone su più di 100 milioni di somministrazioni, quindi una probabilità veramente infinitesima in un rapporto costo-beneficio. È chiaro che la signora, nella sofferenza e nella mancanza di suo fratello, mi pare di aver capito che correla la patologia alla vaccinazione. Si tratta comunque di ricostruire un po' la storia, immaginare se davvero c'è una responsabilità dei vaccini. Il dato complessivo è assolutamente, diciamo così, di forme non pesanti. Purtroppo però in questo periodo, appunto, dove c'è stato anche, come dire, un po' di discussione, i social, sta montando in modo esagerato questa correlazione fra morti improvvise o aggravamento di patologie collegate ai vaccini, che sono, come dire, montate da delle fake news, come si dice, da delle informazioni non corrette, che però fanno diventare questa correlazione nell'immaginario di tutti, ed è comprensibile, come un qualcosa di sicuro, di vero e di impressionante. Ma in realtà, appunto, i dati scientifici a livello non solo italiano ma a livello internazionale. Purtroppo alcuni però dicono: ecco, non è vero, voi ci nascondete i dati, e spesso c'è quella difficoltà di comunicazione che era un discorso che stavamo anche affrontando poco fa. Grazie invece professor Pregliasco anche per la pazienza, anche di continuare a spiegare con l'importanza delle vaccinazioni. Professor Pregliasco, in autunno avremo questa unica dose sia anti-influenzale che anti-Covid in un'unica dose, oppure dobbiamo ancora aspettare? E soprattutto dobbiamo spiegare cosa sono le fragilità, perché io ricevo tantissime telefonate che ancora non riescono a capire a 70 anni, a 60, a 65. Sono fragile perché ho quell'età o devo essere fragile se ho delle patologie certe? Ma questo dovrebbe essere il medico di famiglia a spiegare, ma purtroppo anche là abbiamo dei punti di domanda, mancano i medici di famiglia, mancano i preti, l'unico è il farmacista, o siete voi quando venite in trasmissione che parlate molto chiaramente? Prego professor Pregliasco. Allora, presumo che questo prossimo inverno non avremo ancora questo vaccino combinato Covid e influenza, però sarà importante per le persone fragili, e poi lo diciamo chi sono e chi dovrà essere colui che si dovrà fare una dose di richiamo. Io dico per entrambi i virus, cioè influenza e Covid. Tra l'altro queste due vaccinazioni si potevano già fare l'anno scorso nella stessa seduta vaccinale.
Perché? Perché questo virus è meno presente rispetto al passato, per certi versi anche meno cattivo, anche perché la gran parte di noi ha già acquisito un'immunità collegata alla vaccinazione pregressa o infezioni pregresse. Però per i fragili ancora abbiamo dei decessi e dei morti dovuti a questa malattia. I fragili chi sono? I fragili sono, diciamo, soggetti di ogni età, ma soprattutto con molta probabilità via via che insomma si è diversamente giovani, perché in qualche modo accumulano o hanno patologie su diversi ambiti importanti, in particolare tutte quelle forme che riducono le capacità di difesa immunitaria, quindi ci sono dei tumori purtroppo che lo fanno, oppure malattie come l'HIV e l'AIDS, ma non solo, anche altre situazioni legate a malattie a volte anche genetiche. E poi tutti quelli che hanno quelle che noi chiamiamo comorbilità, cioè la sfortuna di avere più patologie insieme, che so, il diabete e problematiche cardiache, problematiche respiratorie, asma grave piuttosto che broncopneumopatia cronica, no? E con l'età credo che insomma ognuno di noi veda che si assomma. Quindi avere la copresenza di queste malattie croniche fa sì che il nostro sistema immunitario anche qui risponda male, risponda poco, e anche il nostro organismo non sappia reagire sia, diciamo, agli insulti, ovvero alle infezioni batteriche o virali, ma anche all'ambiente, alle situazioni, diciamo così, in cui ci espone la vita. E queste persone sono tante. Il calcolo è che in Italia siano il 30% della popolazione. E tra l'altro questo 30% della popolazione, in cui mi ci metto anch'io perché appunto le mie comorbilità, come si dice, ce le ho pure io, fa sì che consumiamo il 70% delle risorse economiche complessive del Servizio Sanitario Nazionale. Da qui, sempre riprendendo un discorso che avevamo fatto prima, questa necessità di riorganizzare il Servizio Sanitario Nazionale proprio per adeguarlo soprattutto in primis alle persone più fragili, che devono essere prese in carico. E in diverse regioni, anche nella regione Veneto, ci sono ottime esperienze, ma devono diventare la buona pratica a livello italiano. Molto chiaro. Allora sentiamo Scattolin che vuole fare una domanda al professor Pregliasco. Sì, no, dottore, le volevo fare una domanda ben precisa. Allora, quando abbiamo passato questi anni del Covid, all'inizio chi andava sul posto di lavoro faceva il tampone e poteva andare anche senza fare il vaccino. Poi alla fine si è obbligato un po' tutti, se volevano andare al lavoro, a farsi il vaccino. E credo che da questo punto di vista qualche dubbio mi è venuto come lavoratore rispetto a questa cosa qua. Volevo capire lei cosa ne pensava. Non si poteva continuare con l'obbligo del tampone, però senza obbligarli a fare il vaccino. Io rispetto le idee di tutti, io per l'amor di Dio io sono stato vaccinato come gli altri, però nel rispetto anche delle opinioni degli altri, forse obbligarli per andare al lavoro non mi sembrava la cosa più adatta. Cosa ne pensa? Un momento solo, perché sennò mi cade la linea. Abbiamo anche Angela, poi il professore risponderà al nostro Danilo Scattolin. Allora Angela, prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, professore, io guardi, sinceramente, quando sento parlare lei di vaccini, a me mi viene male. Perché voi, mi ricordo tempo fa, 2 anni fa, 3 anni fa, che cantavate quella canzone, vaccinatevi, 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 ma vi rendete conto delle pagliacciate? Ma vi rendete conto delle vostre pagliacciate? Andatelo a dire a chi sta sulla sedia a rotelle, vaccinatevi, vaccinatevi, ragazzi di 30-40 anni su una sedia a rotella, grazie al vostro amico Speranza. Andate perché venite qui a fare tanto i maestri, quando veramente avete fatto danni su danni, e io sono stata una di quelle e ancora tuttora porto avanti la mia disgrazia, perché sono sempre con l'ossigeno e stavo benissimo.
sono ancora con l'ossigeno, io vado avanti con l'ossigeno. Grazie a voi, ai vostri fasulli vaccini, dovreste andare tutti in galera, tutti, cominciando da Speranza, da chi ci chiamavano addirittura nazisti, fascisti, dovreste morire. Mi ricordo le frasi che si erano dette dai suoi amici di sinistra, dai suoi No, qui andiamo in politica, non può assolutamente. Angela, io ti ho lasciato parlare, hai espresso la tua opinione, però adesso chiudo perché siamo anche in par condicio, voglio sentir parlare di queste cose, stiamo parlando della salute pubblica che è un'altra cosa, con persone competenti e non con altre persone. Allora, professor Pregliasco, dobbiamo rispondere sia a Scatolin, poi se vuole aggiungere qualcosa, ma penso che abbia già detto chiaro, però per carità. Prego, professor Pregliasco. Mi dispiace una presa di posizione dell'ascoltatrice così, che poi in qualche modo anche ha un po' debordato nelle sue esternazioni e evidenzia, a mio avviso, quella che è la sofferenza, la comprendo rispetto a una sofferenza di tutto il tempo che abbiamo passato e delle difficoltà che ci sono state, che vengono in questo momento un po' concentrate, a mio avviso, in modo eccessivo e non realistico rispetto a questa moria di persone che non c'è o di patologie gravi che sono aumentate rispetto a prima del vaccino. Un po' ci sono state, ma davvero non con quella, dimensione a cui la signora faceva riferimento, e non sono dati veri, ma purtroppo qualcosa che è falsificato da una comunicazione sbagliata. Invece, per quanto riguarda la domanda dell'ospite in studio, devo dire che è vero, la vaccinazione e la strategia di vaccinazione è stata una scelta politica, nel senso politico, non partitico ovviamente, del termine, in una fase dove si voleva aumentare la copertura vaccinale perché il vaccino, e lo riteniamo, ed è così tecnicamente, stato utile per recuperare più velocemente l'economia e l'attività e la vita, sociale. E quindi si sono scelti delle modalità contestabili, dal punto di vista della modalità di arrivare anche all'obbligo, che è stato deciso come metodo per velocizzare l'acquisizione di una elevata copertura vaccinale. In effetti il tampone era un po' una situazione, non così, una soluzione non così efficace rispetto alla protezione della salute, oltre le complessità e anche la difficoltà, e anche, come per molti che hanno continuato a vaccinarsi o comunque a farsi tamponi. Anch'io stesso in ospedale ne ho dovuti fare moltissimi come elemento aggiuntivo, di sicurezza verso i nostri pazienti. Quindi la dimensione il costo dei tamponi, l'affidabilità del test era un qualcosa che non si è ritenuto, ma io ritengo poi che i dati ce lo dimostrano, rispetto alla scelta della vaccinazione. È chiaro che la vaccinazione è bello e sarebbe bello che venisse, per quanto possibile, promossa in termini di consenso informato, ma soprattutto di informazione, di convincimento. In quel momento in molti stati, non solo in Italia, si è scelta questa soluzione obtorto collo. Scatolin, prego. Sì, no, io lo capisco benissimo, dottore, il suo punto di vista, e anche ho capito benissimo, l'avevamo capito che era una scelta politica per affrontare un po' un'emergenza. Forse il fatto era che magari quei vaccini non davano almeno quella sicurezza che tutti ci aspettavamo. È capitato tutto un po' all'improvviso e quindi non erano forse testati nella maniera corretta.
Però No, non bisogna dire queste cose qua. No, Scatolì, no, perché veramente stiamo dando un'informazione. Sono stati testati e come prima di essere, perché non bisogna dire delle cose che non sono esatte. Professor Pregliasco, la prego perché c'è ancora tanto da dire, purtroppo dico io, prego. Sì, scuso con l'interlocutore di averlo fermato, ma davvero è passato questo messaggio, quindi lo comprendo, no? E non è solo lei, ma sono in tanti cittadini italiani, persone che lo accennavo anche prima, stanno dando per scontato che sia stato fatto tutto in fretta e furia, senza quelli che sono stati comunque i passaggi di controllo. Davvero, perché, e mi scuso ancora per averlo interrotto, ma proprio perché così mi sono, come dire, non dico spaventato, ecco, ma davvero ho avuto questa reazione, perché non è vero che è così, ma comprendo che lei, perché l'ha detto e il fatto che lei l'abbia detto, perché una certa comunicazione veramente devastante condita da fake news in qualche modo ha portato a questa constatazione. Quindi davvero io credo che ci voglia tempo e ci vogliano, diciamo così, momenti di approfondimento con dei numeri, con delle documentazioni, con più interlocutori, perché la maggioranza assoluta dei ricercatori e dei medici a livello mondiale ha questo parere positivo. Ci sono una minoranza, magari anche un po' rumorosa, di sanitari che non sono così convinti, ma sono una minoranza e diciamo anche loro, non approfondendo o volutamente in qualche momento, anche per qualcuno di loro volendo fare solo una comunicazione rumorosa e controcorrente, creano nei cittadini questa difficoltà. Grazie veramente professor Pregliasco, devo salutarla, la ringrazio veramente di essere stato con noi, per me è un onore sempre ospitarla perché parla chiaro, speriamo di riuscire a far capire invece l'importanza del vaccino. Io mi domando se queste persone quando vengono ricoverate in ospedale guardano i farmaci che vengono messi perché stanno male oppure se guardano qualcos'altro, perché quando stanno male poi tutti arrivano all'ospedale. Ecco, io mi ricordo sempre di quel papà che non ha voluto vaccinarsi, che ha lasciato 5 figli, che il figlio a mezzanotte gli proprio lo implorava di vaccinarsi, papà ti prego vaccinati, papà ti prego vaccinati, non ha voluto saperne, ci vediamo domani, e al mattino non è più arrivato e questa famiglia è rimasta veramente da sola. Perciò dobbiamo anche riflettere sulle nostre azioni e cercare di ascoltare le persone competenti, le persone che hanno studiato questo tema e di non farsi strumentalizzare a volte, ecco, da altre persone che non pensano alla salute, magari alla poltrona, proprio per prendere anche questi numeri. Grazie veramente professor Fabrizio Pregliasco di essere stato con noi e buona giornata veramente. Grazie. Pubblicità. No, io sono vaccinato. Le televisioni regionali più importanti del nord Italia iniziano un cammino comune ed è un nuovo grande passo per il nostro network Media Nord-Est, con un'acquisizione storica del 21,71% delle quote azionarie di Mediapason, la società editrice delle emittenti del Nord-Ovest. Sempre più grandi, con una mossa strategica nel panorama dell'emittenza locale italiana, Media Nord-Est allarga i suoi confini e consolida il proprio radicamento nei territori sulla spinta di una riconosciuta qualità della propria informazione locale. Oggi, dunque, alle 5 emittenti del nostro gruppo, Antena 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, Tele 4 e TV 12, si affianca l'offerta integrata nell'intero Nord Italia. Ci siamo da Torino a Trieste, con la partecipazione ora nelle storiche TV leader a Nord-Ovest, come Tele Lombardia e Antena 3, oltre a Top Calcio, Milan Now e Videogruppo. Un totale di quasi 2.300.000 contatti giornalieri certificati Auditel, un'operazione condotta in piena sintonia tra le due aziende, coscienti del fatto di tracciare una via mai percorsa nel panorama televisivo.
Il lavoro quotidiano di Media Nord-Est, con 107 dipendenti, di cui 43 giornalisti, si affianca dunque a quello dello staff di Mediapason, 121 dipendenti, di cui 42 giornalisti, per un unico panorama di informazione dai territori che consolida la propria leadership assoluta anche negli approfondimenti sportivi di rilievo nazionale. Mentre cresce la competizione e l'offerta televisiva, anche con player mondiali, noi aumentiamo ascolti e gradimento, diventando sempre più grandi, sempre al fianco di chi ci sceglie ogni giorno. G. Anacopoulos, amministratore unico delle reti del gruppo Media Nord-Est, è un'acquisizione che fa molto rumore questa. Beh, è un consolidamento del settore dell'emittenza locale a livello nazionale. Abbiamo acquisito il 21,71% delle azioni del gruppo Mediapason, che vuol dire le prime televisioni del nord-ovest, fra cui Tele Lombardia e Antenna 3, che hanno un'assoluta leadership in Lombardia e in Piemonte, Top Calcio 24, Milanao, Videogruppo. Quindi sostanzialmente questa acquisizione, che è stata fatta di concerto comunque con la dirigenza del gruppo Mediapason, segna una nuova, era delle televisioni locali, con un'ambizione di costruire una sinergia che conti a livello nazionale. E come si articola questa sinergia? Beh, tenete presente che sono 10 televisioni da Torino a Trieste che coprono con assoluta leadership le aree Nielsen 1 e Nielsen 2. In un settore, quello delle televisioni locali, che ricordiamolo è cresciuto rispetto agli altri settori, nonostante l'entrata del digitale, quindi nuovi canali digitali, nonostante gli OTT, cioè i famosi Netflix, Amazon. Quindi l'emittenza regionale di qualità, quella legata al territorio e all'informazione, secondo noi ha futuro, e questa operazione è volta a consolidare una strategia con una sinergia estremamente importante, creando un campione che possa far sentire la sua voce anche a livello nazionale. Ecco, lei ha precisato locale, ma sembra quasi un progetto nazionale. Sì, ma che parte dai territori, cioè il contrario, non è come le reti nazionali che partono dal centro per arrivare ai territori. Noi portiamo l'informazione dei territori con delle televisioni dedicate ai territori, ovviamente con una sinergia talmente grande che si fa sentire anche a livello nazionale. Quanto orgoglioso la rende tutto ciò? Ma non è che renda orgoglioso me, rende orgoglioso chiunque lavori per il nostro gruppo, chiunque lavori per Mediapason. Quando si costruiscono cose belle si è sempre contenti di ciò che si fa. Trova un'altra Antenna 3. Mentre la nostra Antenna 3 è la prima televisione locale d'Italia. Sì, beh, lei tenga conto che Antenna 3, come la nostra Antenna 3, ha 40 anni, anche l'Antenna 3 Lombardia ha 40 anni, Tele Lombardia sta compiendo 50 anni, cioè stiamo parlando di televisioni assolutamente storiche che hanno segnato un pezzo della storia del nostro paese. Volevo fare i complimenti proprio, e anch'io sono orgogliosa di far parte di Media Nord-Est. Avete visto questa proprietà, questo giovane Filippo Iannakopoulos, l'ingegnere Filippo Iannakopoulos, che crede nel lavoro che fa, nell'obiettivo che si è proposto. Pensate, ecco, l'importanza di crederci. Io ci credo, vado avanti perché so che sono nella strada giusta, perciò noi dobbiamo dire grazie, perché è un lavoro importante che stanno facendo per noi, ma per tutti voi, per dare questa informazione che è sempre più richiesta. Allora grazie veramente all'ingegnere Filippo Iannakopoulos, a tutta la proprietà, a questa grande famiglia che ha fatto grande questa Media Nord-Est. Allora sentiamo proprio cosa ne pensa Danilo Scattolin, sentendo queste parole, vedendo questo giovane che ci crede, che vede molto, è un illuminato, vede in un futuro molto ampio, prego, che è quello della comunicazione fondamentale, l'avete sentito? Quello che mi ha colpito di più è il fatto che una nuova televisione che parte dai territori, che comprende il territorio e che vuole esprimere anche a livello più ampio, quindi non so se è nazionale, ma insomma in qualche modo, però parte sempre dal territorio, i problemi dei territori che vengono messi in discussione. Questo credo sia importantissimo, poi fatto da una persona
giovane credo che sia fondamentale rispetto a questo. Largo i giovani, non c'è niente da fare. Allora saluto anche Giovanni Carraro, scrittore, grazie Carraro di essere qui con noi. Saluto anche Flavia Corsano, collegata con noi da Roma, ufficio stampa di Italia Nostra. Perciò chi ne ha più ne metta questa mattina in questa trasmissione. Abbiamo sentito tantissime cose, ma soprattutto ecco, vorrei sentire anche Flavia Corsano, Italia Nostra, ecco questa Italia meravigliosa, bellissima, questo paese che tutti ci invidiano, non a caso ci chiamano il bel paese, ma poi c'è la mano dell'uomo, quello malato, quello che non riesce più ad avere il buon senso di ragionare per la comunità, che ne fa di tutti i colori. Flavia, cosa ne pensa? Prego. Ha ragione, purtroppo ci sono sia buone pratiche che purtroppo cattive pratiche, e non sempre sui territori l'impatto delle azioni che vengono decise dal governo hanno effetti positivi. Pensiamo alla penetrazione delle energie rinnovabili, che purtroppo, se non governate, come purtroppo sta succedendo in questo momento, possono portare a dei problemi di rigetto da parte dei territori, che dicono ma no, ma come? Cosa sono tutte queste centinaia di ettari di campi fotovoltaici? Aspettate un attimo, fermiamoci un attimo e pensiamo. Ecco, questo è un esempio di cattiva pratica, oppure diciamola, non cattiva pratica, di non gestione di un fenomeno, cosa che invece bisogna fare se non si vuole creare dei problemi sui territori. Flavia Corsano, cos'è che vi preoccupa di più come Italia Nostra? Noi viviamo qui al nord e abbiamo il problema della pista da bob, nonostante ci sia questa carenza di acqua, questa voglia di ambiente da parte dei giovani di salvaguardare la natura, gli alberi, invece pur di fare un business per qualcuno rispetto a scapito di tanti, purtroppo si va avanti e non abbiamo protezione, non possiamo difenderci, perché viviamo, io delle volte mi domando se siamo in democrazia o se siamo in qualche altro paese, perché vediamo veramente dei milioni spesi su cose che non servono, che non sono quelle essenziali per il mio territorio, per il mio paese. Voi avete il ponte di Messina, noi abbiamo la pista da bob, terze corsie a nastro, chi ne ha più ne metta. Cosa ci dice Flavia? Purtroppo sono battaglie che Italia Nostra sta portando avanti con altre associazioni, quindi non siamo soli in questa battaglia. E mi rendo conto che sui territori la questione per esempio della pista da bob, ma anche la pista ciclabile del Garda, cose che impattano drasticamente sulla natura, e o l'uomo impara a convivere con quanto è rimasto della biosfera, perché noi ne abbiamo distrutta tanta, però o impariamo a convivere con questa biosfera e a in qualche modo riqualificarla e a riqualificarci noi tutti nel rapporto con la natura, oppure sarà durissima, ma non perché vogliamo essere catastrofisti come certi climatisti che dicono che qui finisce tutto il mondo. No, è perché c'è un modo virtuoso di vivere, di coesistere con gli aspetti naturali, ambientali, e noi possiamo farlo, non è impossibile. Anche in Italia, dove ci sono pulsioni, diciamo, speculative, però questa cosa è possibile. Non tutto deve essere pista da bob, non tutto deve essere per forza distruzione dell'ambiente. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa Giovanni Carraro, scrittore, alla scoperta delle colline del Prosecco di Cogliano e Valdobbiadene. Prego Carraro. Sì, buongiorno a tutti. Sostanzialmente ci sono tanti argomenti che girano intorno a questi discorsi. Io ho un compito un po' neutrale, perché mi occupo sostanzialmente della progettazione di sentieri in territori che poi sono stati nominati patrimonio dell'umanità. Lei poco fa ha citato le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Questo è uno degli elementi più belli che abbiamo nel territorio veneto, che si aggancia poi ad altri siti importantissimi come le Dolomiti stesse,
è come il MAB Montegrappa che ho approcciato proprio di recente. Vedete alle mie spalle, ecco qui sta andando in diretta poi la copertina del libro del Montegrappa, e prima quando parlavo invece c'era un territorio bucolico, eccolo qui, che si riferisce alla Malga Bocchette di Cima con le mucche. Vedete che sono dei paesaggi un po' puri, se vogliamo, no? E quindi diciamo che possiamo parlare sì di distruzione, di bob, possiamo mettere in tavola qualsiasi elemento che volete, però dobbiamo anche tenere presente che abbiamo un territorio che è straordinario. Ogni angolo del Veneto offre al nostro turista, al camminatore, ma anche a noi stessi che ci viviamo, la possibilità di godere della natura, di godere di angoli bellissimi dove respirare l'aria fresca. Vede, Carraro, però c'è un grande problema che abbiamo noi, ed è arrivarci. Abbiamo della segnaletica che fa spavento, nel vero senso della parola. Ecco, se non abbiamo le informazioni giuste, non tutti le hanno o non sono consapevoli di quello che può offrire il territorio, non andiamo da nessuna parte. Mettiamoci anche i trasporti, magari, dove abbiamo addirittura i mezzi di trasporto che dopo le 21 non li troviamo neppure, perciò dobbiamo parlare anche di questo. Tutto bello, tutto funziona, ma non è proprio così. Cosa dice Scatolin? Io dico, allora, credo che sul territorio bisogna imparare a spendere i soldi. Non si può distruggere un territorio per fare, lei accennava la pista da bob, una delle cose, il ponte sullo stretto. Qua a Venezia, pista ciclabile, ha detto Flavia. Sì, quella sono andata anche a vederla perché era una cosa... Ma anche il bosco dello sport che vogliono fare. Io credo che invece sul territorio bisogna fare prima interventi strutturali sul territorio per mettere in sicurezza il territorio. Poi se si vogliono fare anche questo tipo di opere bisogna farle con molta attenzione nel rispetto della natura. Guardi, io sui trasporti credo che bisogna fare in modo che il servizio deve continuare ad essere un servizio pubblico per i cittadini. Tagliare le corse anche il sabato e la domenica o non fare un servizio dopo le 9, secondo me è una scelta sbagliatissima. Noi dobbiamo dare quel servizio, non dico che vada avanti fino all'1 di notte, che mi sembra un po' assurdo, però dare quei servizi che servono alla città per evitare che tutti si muovano con la macchina. Io credo che questo sia indispensabile fare. A Venezia dopo le ore 12 a mezzanotte non ritorni più col treno perché il treno si ferma, cioè pensiamo alla città unica al mondo. Allora andiamo a vedere questa lista rossa dei beni culturali in pericolo che ha mandato Flavia Corsano. Andiamo a vedere. Stavo parlando, Flavia Corsano, con Scatolin, Danilo Scatolin, ma quanto belli siamo, ma quante cose abbiamo che non ci rendiamo neppure conto e non investiamo. Prego Corsano. Sì, la lista rossa è proprio questo, cercare di segnalare tutti quei beni minori, ma non minori perché sono meno belli degli altri, ma perché sono meno conosciuti, perché si trovano in un territorio interno. Le aree interne è un grande tema, no? Che si potrebbe benissimo affrontare, ma non magari per il Veneto. Il Veneto stesso è talmente ricco, talmente una quantità di beni culturali. Venezia è uno scrigno, da sola vale non so quanto un altro paese.
E certo c'è una difficoltà per il Paese a mantenere tutto questo enorme patrimonio, ma l'unica risposta vera è che nella partecipazione dei cittadini, è quello che noi cerchiamo di fare con la lista rossa, di fare sì che ogni cittadino si senta custode del bene che segnala e lo cura, perché nella cura di tutto questo patrimonio noi ci intestiamo questo patrimonio e ne diventiamo i padroni veri. Però Flavia Corsano, io dico sempre che dobbiamo proprio cercare di mandare questo messaggio iniziando dalle scuole, far conoscere il nostro paesaggio all'interno delle scuole, ma iniziare proprio anche dall'asilo, dalle elementari, dove è scritto che la scuola, la didattica deve essere fatta solo ed esclusivamente all'interno delle classi. Ecco, la pandemia ha portato l'importanza anche dell'aperto, di conoscere. Perché si fa così poco? Noi abbiamo il metodo Montessori, è vero, ma abbiamo anche questi beni che potrebbero essere messi a disposizione di questi ragazzi, che sono delle piantine che stanno crescendo e se noi le annaffiamo, le curiamo, poi riescono a capire l'importanza, ecco, di questi beni culturali. Prego Flavia. Guardi, noi abbiamo un settore educazione e lavoriamo con le scuole perché anche noi, come lei dice, siamo convinti che sia lì nelle scuole che bisogna sviluppare questa coscienza. E quindi ci lavoriamo, li portiamo fuori. Una cosa bellissima che abbiamo fatto è cercare di promuovere le gite scolastiche a piedi. Si parte da dove si sta e si va a piedi, a tappe, dove si deve andare, usando i mezzi pubblici, usando il trasporto pubblico locale. Allora non arriviamo mai, Flavia, non arriviamo mai, perché se abbiamo questo trasporto pubblico, ecco, o lo paghiamo, allora ce l'abbiamo, ma se no. Allora sentiamo anche Carraro, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, e vediamo anche le foto che ha mandato Abisso, Fogliariol, Creste. Prego Carraro, cosa dice? Ecco, incrementare quella che è la conoscenza di questa fortuna che abbiamo a due passi da casa, laghi, montagne, colline, mare, chi ne ha più ne metta. Prego. Sì, giustissimo quello che è stato detto anche dalla collega che parlava prima, cioè portare anche i giovani. Io spesso faccio anche delle escursioni guidate, perché sono guida escursionistica e di conseguenza porto fuori dei gruppi. Mi piace vedere la reazione dei ragazzini, perché quando fai vedere un qualcosa, una chiesetta oppure anche un sassolino che all'interno c'ha un piccolo fossile, restano incuriositi. Qui cosa stiamo vedendo ad esempio nella foto che ha appena mandata? Quello è una cosa straordinaria, è quello che c'è al di sotto di Cima Grappa. Mentre camminiamo sulla linea dei Solaroli, a pochi metri di distanza dal sentiero, abbiamo un abisso che si chiama Abisso Spaurasso, e già il nome dice tutto, ci sono ben 600 metri di profondità. Qui è un po' un problema portare i camminatori. Carraro, scusa, parentesi, Scatolì sta dicendo non conoscevo sta roba. No, Scatolì è nostro, è qua, nostro del territorio. Capite l'importanza perché vi invito? Prego Carraro. Sì, è proprio questo il fatto, cioè a me piace anche far conoscere delle cose che non tutti hanno la percezione di essere nel nostro territorio, e quindi portare la gente a fargli vedere che cosa significa il bene del Veneto. Anche qui abbiamo il Fogliarol, questo sì meriterebbe la menzione per la classificazione UNESCO perché è unico al mondo, ci sono pochi esemplari, siamo nella zona della Valle di Serena e sono delle vecchie casere che sono ricoperte di ramoscelli di faggio, ben diversi diciamo da quello che c'è nel resto del mondo, ad esempio i cason di Marano o di Caule, o anche all'estero in Giappone c'è qualcosa di simile, ma la copertura in faggio è unica. Portiamo i ragazzini a vedere questo, in modo che portino anche loro il messaggio alle scuole dei loro compagni. E guardate qui la linea dei Solaroli, che spettacolo, qui non serve il biglietto aereo, ci andiamo in pochi minuti a Cima Grappa e poi facciamo questo percorso. Allora sentiamo cosa dice Flavia Corsano. Ha visto le bellezze, voi le conoscete, Italia Nostra, penso che non abbia niente da imparare ma anzi da insegnare. Prego Flavia. Vedendo è bellissimo, è bello anche che accanto al bene stesso fisico si sappia quali erano le funzioni di quel bene, per cui un manufatto rurale
avulso dalla sua funzione rurale, diventa una cosa che non ha più senso. Conservare un bene culturale significa anche conservare la conoscenza di a che cosa serviva quel manufatto. In questo modo il bene culturale non è una roba così calata dall'alto senza un vero perché, ma diventa la storia nostra, del nostro paese, di chi eravamo, cosa abbiamo fatto, perché abbiamo fatto queste cose. È bellissimo quindi il lavoro su questi piccoli manufatti che descriveva. Casomai vi metto in contatto, Flavia Corsano, con Giovanni Carraro, perché trovo molto utile anche fare rete, è molto importante fare rete. Cosa ne pensa Carraro? Sì, a proposito dei manufatti da rievocare e da ricondizionare, c'è da dire che, porto un esempio del Grappa, lì c'è un edificio molto grande, era una sorta di albergo dell'epoca passata, sta cadendo a pezzi ed ha una storia bellissima perché si riferisce a una famiglia molto ricca che c'era nella zona dell'Asolano, che è la famiglia Raselli. Io mi sono sempre chiesto ma perché non li rimettono a posto questi manufatti? E poi scopri che magari c'è una rete di discendenti, di parentele o di eredi che non si mettono d'accordo, magari non è questo il caso, però molto spesso siamo bloccati anche dalla burocrazia, quindi non è soltanto una questione di volontà. Se c'è la casera che cade a pezzi, probabilmente c'è qualche motivo dietro le spalle che è ben più forte. Allora io devo chiudere questa trasmissione, spero di avervi ancora ospiti, metterò in contatto sia Flavia Corsano con Giovanni Carraro viceversa, perché trovo molto utile far conoscere e fare anche un dialogo molto importante, molto aperto. Ringrazio anche Danilo Scattolì, rappresentante legale Sindacato Generale di Base Veneto e Treviso. Grazie veramente, grazie e buona giornata. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Seppie ripiene. Le seppie sono animali dotati di ottime capacità mimetiche e sono in grado di cambiare colore in brevissimo tempo. All'interno del corpo, nel mantello, possiedono una sacca piena di inchiostro che espellono nelle situazioni di pericolo. Anche la conchiglia è interna e viene comunemente indicata col nome di osso di seppia. Ingredienti per 4 persone: 500 g di seppie, 400 g di cozze, 100 g di calamari, capperi dissalati e tritati, pecorino grattugiato, pan grattato, foglie di prezzemolo tritato, un uovo, vino, olio, sale e pepe. Pulite le seppie, lavatele e asciugatele. Pulite i calamari e tagliateli a pezzetti. Fate aprire le cozze in una pentola senza acqua e con coperchio. Poi tritatele. Collocate i calamari a pezzetti e il trito di cozze in una ciotola. Aggiungete 2 pugni di pan grattato, un cucchiaio di capperi tritati, un cucchiaio di pecorino e prezzemolo tritato. Amalgamate tutto con l'uovo e con l'impasto riempite le seppie.
pirofila disponete le seppie ripiene, condite con sale e pepe e irrorate con olio. Vino. Infornate a 180 gradi e cuocete per 30 minuti. Potete anche irrorare nel forno con l'acqua delle cozze. Servite caldo e buon appetito!